Dove sono partecipanti? 5. Devo rendere... Scusa, mi dai quel foglietto già? Sì, grazie. Devo zambo e pezzo. Buongiorno. Vi chiedo anche di abilitarmi la condivisione dello schermo. Buongiorno, sì, stiamo preparando, vedo i vari messaggi, è iniziato, ma abbiamo qualche abilitazione da sistemare. Non riesco a condividere lo schermo, non so se... Caterina, non ti sento. C'è il microfono spento. Adesso dovresti poter condividere, Roberto. Grazie, sì, vedo la freccetta. C'era un problemino tecnico prima in entrata e quindi... Sì, so che c'era allora. Confermo. Perfetto. Alle 3. Vedo che c'è già qualcuno collegato. Esatto, esatto. Lei è la signora Gardilli. Sì. Quindi la dobbiamo dire questo appuntamento? Sì. Allora. No. Allora, noi adesso possiamo... Eccolo qua, facciamo così. Tac. E dopo però lei deve riprendere una nuova. Sì. Va bene, prego. Grazie che ci ha avvertito comunque. Grazie. Vuoi provare tu a rendermi, Roberto, co-organizzatore? Sì. Come
webinar T2I, proviamo a vedere se riesci. Perché Eccomi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Carmine. Grazie dell'attivazione. Cercavi? Sì, No. un attimino di assestamento tecnico. Sì. Non so se oggi fa smart working, però non so di Io promuovi a membro qui dalla lista dei partecipanti. Ok, no, se vai sui 3 puntini in alto nella videata, sia dove, non dove mi vedi, ma l'altro webinar T2I, Andrea. dovresti, ok, prova a fare nei 3 puntini, rendi coorganizzatore. Dovresti averlo. Non ce l'hai? No. Io ho mandato tutto e mai di Boh. Adesso tu sei... Allora, dunque, sì. Posso condividere, posso abilitare? Tu puoi condividere lo schermo, sì, assolutamente sì. Posso abilitare anche tutti gli esperti a condividere. Quello lo dovrei aver già fatto io. Allora. Pronto? Ma dopo te l'ho rimandata con la Mi sentite? Aspetta che controllo. Sì, buongiorno Paolo, la sentiamo. Buongiorno. Allora disattivo il microfono perché mi è arrivata, Perfetto. mi è arrivata una richiesta di attivarlo, probabilmente per una prova. Per verificare la possibilità di intervenire, però sì, lo teniamo spento come Adesso lo d'abitudine. disattivo, Certo. se riesco. Ecco. Ok. Ok, tu sei co-organizzatore, Roberto, io sono organizzatore. Va bene. Però non posso autorizzare anche me. Allora, facciamo così, io ti rendo organizzatore ed esco, perché altrimenti c'è un sdoppiamento. Ti faccio un attimo organizzatore, che puoi anche rimanerci. Allora. Ok. Adesso sei organizzatore e io Sì. posso uscire da qua per rientrare col profilo con l'altro e mi promuoverai a membro tra un secondo. Va bene. Ok. Mi senti? Sì, adesso ti sento. Allora,
Nella lista partecipanti ti vedo come spettatore T2I e faccio promuove membro, ma non sembra avere effetto. Allora, devo partire la registrazione perché poi questo secondo webinar che mi coinvolge dopo quello sull'IoT destinato a cittadini prevalentemente è il secondo che mi coinvolge. Questa puntata, diciamo, è sempre promossa dal progetto Innovation Lab per il comune di Conegliano e oggi spenderemo la mattinata a esplorare l'intelligenza artificiale. Io mi chiamo Roberto Pezza, nasco psicologo del lavoro con una formazione anche tecnica e informatica precedente che poi ho continuato a coltivare in circa 22 anni di lavoro, sempre svolto attività di consulenza per le organizzazioni di qualsiasi dimensione, dalle grandi corporate, mondo energia, farmaceutiche, banche, assicurazioni, grande distribuzione e così via, fino a organizzazioni molto piccole come per esempio l'Ordine degli Avvocati di Padova o il Piccolo Teatro di Milano, che dal punto di vista organizzativo è piccolo di nome e di fatto, quindi quello che riguarda la macchina che fa funzionare l'offerta teatrale, non la parte artistica e legata agli spettacoli, ovviamente. Oggi trattiamo il tema di intelligenza artificiale e lo facciamo dal punto di vista del business, anche se vedrete andremo a esplorare un po' tecnologie e andremo a esplorare anche alcuni aspetti più tecnici. Mi perdonerete, ma ci sarà un po' di concetti statistici, di algoritmi e di architetture informatiche. Adesso condivido lo schermo, vedo che tra di noi, se non ricordo male, c'è qualcuno che era presente anche alla parte sull'IoT, corretto? Carmine, mi sembra. Corretto? Forse anche Cristina. Ok, non credo allora. Allora, scusate, apro le chat, così vedo. Sì, corretto, anche Cristina era tra noi. Allora, la prima parte ritroverete qualcosa in termini di soluzioni, ma qualcosa ancora di diverso, e poi entreremo un po' più nel vivo, quindi la prima parte più a favore di Paolo. Sicuramente scusate che siamo un numero ridotto, per cui vi sollecito anche a un po' più di interazione, ovviamente se potete. Adesso non so in che situazione vi trovate, ma sarà anche più interessante se mi dite la vostra su tutti i punti che cerco di esplorare. Allora, eccoci qui, capire l'intelligenza artificiale.
Che cosa significa nel percorso che ho pensato per questa mattina? Innanzitutto creare una base di conoscenze comune utili a interpretare quello che succede dietro le soluzioni di intelligenza artificiale, ma anche una base comune utile a capire quali potrebbero essere i percorsi per adottarla, per implementarlo o anche semplicemente per acquistare soluzioni di intelligenza artificiale, soprattutto legate a business. Quindi la prospettiva è un po' di chi ha un'attività e può scoprire aspetti utili per il proprio lavoro, per la propria attività, per la propria impresa, indipendentemente dalle dimensioni. Quindi vedremo come funziona, quindi metteremo un po' le mani sotto il cofano, che cosa si può fare, e proveremo anche qualche piccolo giochino che è disponibile in rete, quindi se siete in una posizione comoda con computer e anche uno smartphone, è utile anche quello, non è male. Io comunque queste prove che farò le condivido a schermo, quindi potremo farle direttamente dal mio computer, anche guidati con vostre richieste, vostre domande. E poi le possibili strade per l'implementazione, quali sono poi ovviamente anche le tecnologie. Partiamo da un'esplorazione delle soluzioni, quindi un po' di education sul tema più generale dei dati. Alcuni aspetti sono in comune anche con i temi di IoT, perché ovviamente vengono utilizzati dei dati. C'è qualche applicazione nuova che adesso, su cui mi soffermerò in particolare. Allora, innanzitutto l'intelligenza artificiale la troviamo anche nei nostri smartphone. Questa è la schermata di Waze, navigatore. Quando noi utilizziamo un navigatore stiamo utilizzando un sistema di intelligenza artificiale, perché non più semplicemente come i navigatori di prima generazione, ricordate il TomTom, è di fatto una trasposizione di quelle che erano le cartine in mappe che si aggiornano in tempo reale. Già quello era un piccolo salto di intelligenza, era un po' come avere un navigatore che vi sfogliasse le pagine ogni curva che era necessario intraprendere. Questa volta noi abbiamo un navigatore che ci può offrire anche alternative rispetto alle situazioni che si vengono a creare in tempo reale, no? Quindi è un'intelligenza che monitora la situazione rispetto al vostro obiettivo e in modo adattivo vi dà dei suggerimenti per migliorare sempre di più la vostra prestazione di viaggio, no? Questo. Sentirete dei termini strani. La prestazione di viaggio, certo è che io non è che chiamo la zia da cui sto arrivando per dire: senti, la mia prestazione di viaggio è sotto le stime per cui ritarderò di un 3%. Uso questi termini perché poi ci serviranno successivamente, ovviamente, quando parliamo degli algoritmi. Qui un esempio di tutti i dati che vengono generati. Quelli bianchi sono quelli più tradizionali, quelli verdi sono un insieme di dati che qui vengono più rappresentati come funzioni, tipo l'aggiornamento del traffico, la proposta di percorsi alternativi, che quindi si basano su una serie di dati più corposi, soprattutto su formule o i cosiddetti algoritmi. Veniamo poi alla tecnologia che ha introdotto Apple per riconoscimento facciale. Se avete un iPhone dal 10 in poi, o l'X come lo dovete chiamare, sappiate che la vostra faccia è scannerizzata in 30.000 punti, così da ricostruire una sorta di immagine unica o file unico. Questa è una vera e propria password che viene utilizzata come chiave di accesso. Qui la vera notizia è i 30.000 punti scannerizzati e poi utilizzati come chiave, con tutte le variabilità del caso, no? Perché io la mattina appena sveglio non ho sicuramente la stessa faccia della sera quando vado a letto, o forse sì, se ho dormito male, e poi lo posso anche interagire con il mio schermo con espressioni facciali da angolazioni diverse,
e così via. Quindi non è semplicemente una password, ma è anche legata a un tipo di intelligenza che consente di interpretare appunto le diverse angolazioni, le espressioni. Se avete un Apple Watch ve lo sblocca anche con la mascherina, perché unisce anche l'informazione che Apple Watch e iPhone sono collegati, e quindi se tu hai sbloccato il tuo Apple Watch con un codice, probabilmente quell'iPhone è in mano, molto probabilmente quell'iPhone è in mano al legittimo proprietario, quindi utilizzerà di questi 30.000 punti solo quelli dagli zigomi in su, diciamo. Quindi abbiamo in mano qualcosa che è piuttosto intelligente. Anche qui l'Apple Watch sempre riconosce dei dati e comprende in che situazione vi trovate, ovvero comprende che vi state lavando le mani, perché c'è al suo interno l'accelerometro che indica i movimenti e le posizioni, e contemporaneamente viene attivato il microfono quando si pensa che il movimento sia simile a quello del lavaggio mani. Se sente il rumore dell'acqua, fa partire un cronometro di 20 secondi, che è il tempo necessario per eliminare dalle proprie mani virus e batteri. Ancora Vodafone, esperienza italiana, ha trovato qual era il dato chiave per predire il potenziale abbandono dei clienti. Il dato chiave era la frequenza con la quale il cliente caricava la batteria del proprio cellulare, perché quando questa frequenza aumenta, la batteria del proprio cellulare è a fine vita, e il cliente che vuole cambiare cellulare spesso si mette alla ricerca di qualche offerta che offre il cellulare all'interno del contratto, per non dover spendere 700, 800, 1000, 1500 euro di smartphone. Vedremo poi come è stato fatto. Ancora il recommendation system, ovvero tutti quei suggerimenti di acquisto che i portali dal quale noi fruiamo di prodotti e servizi ci danno, sono basati su intelligenza artificiale, che ci consente di essere profilati sulla base non della demografia, quindi uomo 50 anni residente Nord Italia con un tipo di lavoro, famiglia o meno, ma sui comportamenti, perché come me di 50 anni in Nord Italia con questo tipo di lavoro, con una famiglia, ce ne sono tanti altri, ma io non seguo né il calcio né i film di azione come tanti altri miei simili dal punto di vista demografico fanno, e viceversa. Riconoscimento semantico. Allora, sicuramente l'esperienza della gestione del testo da un punto di vista informatico è un'esperienza di lunga data. Mi riferisco in particolare agli scanner che ci consentono di estrarre delle stampe del testo e renderlo elaborabile su un documento Word. Quella è stata la prima applicazione per la gestione dei testi. È diventato poi questo la base per la sintesi vocale, e quindi torno ai primi navigatori, che sono state le applicazioni più diffuse che facevano utilizzo anche della parte vocale, e quindi dove c'era un testo era possibile riprodurre con una voce sintetica quel testo. Di più, oggi c'è la possibilità che venga riconosciuto il significato di un testo, anche piuttosto complesso. Su questo esempio su questa tecnologia, per esempio, si basano le soluzioni di produzione di testi da input molto sintetici. E questa applicazione viene utilizzata sui social network, sui siti tematici, in blog di notizie, all'interno delle redazioni di giornali, per la sintesi della rassegna stampa, perché sono dei software che consentono di comprendere
un testo e quindi elaborare anche una sintesi intelligente o una rielaborazione diversa dal testo di origine. Poi faremo un esperimento non col testo ma con la musica per vedere come quello che si suona poi può essere rielaborato da un'intelligenza artificiale. Riconoscimento immagine, qui siamo in azienda Microtech, che è una storia imprenditoriale felice di già 15 anni, siamo qua nel Veneto e usano il riconoscimento d'immagine per analizzare i tronchi, per capire lo stato del tronco, la tipologia del tronco, se ci sono delle anomalie, quindi riescono a effettuare in modo molto efficiente ma anche efficace e preciso un controllo qualità, e le macchine che producono, che svolgono tutte queste operazioni sono destinate al mercato del legno, all'industria del legno, scusate. Il riconoscimento d'immagine sostituisce l'uomo in quanto riesce a svolgere lo stesso lavoro con maggior velocità e analoga se non superiore precisione. Stessa applicazione, credo l'abbiate intercettato anche sui quotidiani, viene utilizzata, quindi il riconoscimento immagine, per alcune diagnosi mediche in cui è necessario interpretare immagini restituite appunto da esami diagnostici, no? tipo lastre, tipo TAC e così via. Quindi è stato dimostrato come l'intelligenza artificiale sia molto più efficace, per esempio, nel identificare il tumore al seno già nelle primissime fasi. Quindi ancora quando c'è un segnale che non è così chiaro per il medico, magari anche un medico esperto che ha visto tantissimi esami, quindi riesce a avere una casistica di immagini analizzate nella propria esperienza, può incorrere in errori di diagnosi quando ci sono per esempio dei piccolissimi segni all'interno del tessuto mammario. L'intelligenza artificiale invece riesce a capire se si tratta di un tumore o semplicemente di qualche singolarità del tessuto della singola paziente. Assistente vocale, qui siamo sempre nell'ambito, e chatbot, siamo sempre nell'ambito dell'uso del semantico, che è un po' l'evoluzione della tecnologia di cui abbiamo parlato prima per l'elaborazione dei testi. Questo è diventato poi anche la base per costruire delle intelligenze in grado di conversare con noi. A diversi livelli, se avete l'occasione di provare sia Siri di Apple, Alexa di Amazon o Google Home di Google, appunto, vi renderete conto di efficacia di livelli diversi. E quindi anche qui abbiamo la stessa tecnologia che viene sviluppata con qualità differenti. Nella mia esperienza, però è limitata la mia esperienza, quindi a quello che io chiedo a questi oggetti, avendoli provati tutti e tre, devo dire che quella di Google è forse quella più avanzata. Inizio anche ad andare su questa tecnologia un po' dietro le quinte, no? Quindi non si tratta semplicemente che il fatto che mi comprenda se dico senti, guardami i costi degli aerei per Parigi dal 23 dicembre all'8 e rientro al 6 di gennaio, no? Vacanza di Natale. Guardami le compagnie aeree, trovami il prezzo migliore, me lo può segnalare. Se poi io gli chiedo mostrami anche i prezzi più convenienti degli alberghi in centro, non gli sto più ripetendo Parigi, ma l'intelligenza che c'è dietro questi motori riconosce che quel
richiesta alberghi in centro si riferisce al centro di Parigi. Ok? Perché? Perché tiene conto della conversazione precedente. Quindi, piccola nota più tecnica, significa che la mia conversazione ha generato dei dati, che quei dati è come se venissero tenuti sospesi caratterizzano il contesto sulla base del quale ogni altro messaggio viene interpretato. Ok? Quindi è come se questa intelligenza in quel momento impara a conoscere il tema di cui stiamo parlando. Ok, a noi sembra molto naturale, ma ricordate che le macchine non hanno nulla di intelligente, c'è qualche formula che gli consente di tenere in memoria dei dati, di comprendere il significato e di usare quei dati per comprenderne altri, ok? Per interpretarne altri. Se poi io cambio conversazione, gli dico, ok, ma oggi a Venezia che tempo fa? La macchina, anche per efficienza di lavoro, per velocità di reazione, no? Visto che stiamo parlando comunque di hardware, di processori e anche di connessione a rete, la macchina deve riuscire a scaricare i dati precedenti e creare un nuovo contesto da questa nuova domanda. Ok? Quindi questo è un grosso tema per chi sviluppa soluzioni di intelligenza artificiale, ovvero quella di scaricare il contesto di riferimento e caricarne dell'altro quando deve passare ad altri compiti. E qui un video che abbiamo già visto parlando dell'IoT, quindi questo è tutto a favore di Paolo, perché appunto Cristina e Carmine l'avevano già visto. Abbiamo l'amministratore delegato di Google che presenta Google Duplex, tecnologia di intelligenza artificiale di conversazione, ma la possiamo definire proattiva, ossia che è in grado di gestire un compito con un obiettivo, chiamando un interlocutore umano e svolgendo quel compito. Il compito è quello di prenotare un appuntamento da un parrucchiere. No, non è partito. Aspettate che passo la condivisione allora sul browser. For just $67, you can make as many videos as you want, and you never need to pick up a camera or use any fancy editing software. With Doodly, you drag, you drop, you tweak some settings, and boom, video done. It'll take you just a few minutes. So, let's hear from the Doodly creator, Brad, to see why Doodly is so easy to use and why you should grab this offer right now. The progress with our assistant. As I said earlier, our vision for our assistant is to help you get things done. It turns out a big part of getting things done is making a phone call. You may want to get an oil change schedule, maybe call a plumber in the middle of the week, or even schedule a haircut appointment. You know, we are working hard to help users through those moments. We want to connect users to businesses in a good way. Businesses actually rely a lot on this, but even in the US, 60% of small businesses don't have an online booking system set up. We think AI can help with this problem. So let's go back to this example. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear
is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. How can I help you? Hi, haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now? Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Ecco, avete sentito come quella frase della parrucchiera del salone che dice dipende, tra le 10 e le 12 dipende che servizio hai bisogno, quale servizio vorresti avere. Lì dentro c'è un generico riferimento a servizio, ma ovviamente l'intelligenza, come dicevo prima, ha creato il suo contesto e riesce a capire che gli si sta chiedendo che cosa vuole fare ai propri capelli la cliente, taglio, tinta, lavaggio, eccetera, no? Che sono ovviamente attività che richiedono tempi diversi. E allora gli dice semplice taglio, ok, alle 10 va bene. Adesso volevo farvi vedere un'altra parte dove chiama un ristorante per una prenotazione e vedrete come l'intelligenza è molto più brillante dell'umano che risponde dall'altra parte. Notification saying your appointment has been taken care of. Let me give you another example. Let's say you want to call a restaurant, but maybe it's a small restaurant which is not easily available to book online. The call actually goes a bit differently than expected. So take a listen. See how may I hear you? Hi, I'd like to reserve a table for Wednesday the 7th. For 7 people? It's for 4 people. 4 people when? Next Wednesday at 6 p.m. Oh, actually we leave here for after 5 people. For 4 people you can come. How long is the wait usually to be seated? When, tomorrow or weekday or? For next Wednesday, the 7th. Oh, no, it's not too busy. You can come for 4 people, okay? Oh, I gotcha. Thanks. Bye-bye. Insomma, era più in confusione chi rispondeva tra qual era il numero delle persone o piuttosto il giorno, gliel'ha chiesto 2 volte, no? Prima all'inizio l'aveva già comunicata la nostra intelligenza artificiale, adesso gli stava richiedendo nuovamente di cosa avesse bisogno. Adesso ritorno sulle slide, datemi un secondo. Abbiamo rivisto questo caso dal punto di vista dell'uso dei dati e appunto della creazione di questi contesti semantici che aiutano l'intelligenza a interagire con noi. Ok, adesso dovreste rivedere nuovamente le slide. Allora, ovviamente tutto questo è permesso dal fatto di poter generare dati. E i dati che spesso sono utili a fornire a noi questi servizi sono in tecnologie ormai molto diffuse. Qui ci sono per esempio tutti i generatori di dati che si possono ritrovare in uno smartphone. Questi dati poi vengono opportunamente gestiti attraverso database che sono non così
semplici, il dato viene caricato di significato, no? Come abbiamo visto anche rispetto al contesto in cui ci si trova, e da qui viene generata una risposta che torna al nostro utente. Questo sia per quanto riguarda le applicazioni consumer, come quelle che abbiamo appena visto, come il riconoscimento facciale, anche se il riconoscimento facciale viene usato anche in ambito business, sia per il business come Microtech, quell'azienda che produce macchinari per valutare la qualità del legno. Questo è possibile, queste soluzioni oggi sono possibili perché viviamo in un momento in cui c'è stata la congiuntura tra la potenza di calcolo, la potenza di connessione, sempre di più internet e la possibilità di accedere ad una connessione remota è diffusa, soprattutto dopo questo periodo di pandemia. Infatti tutti noi siamo in punti diversi, e poi la possibilità di storage che è molto molto aumentata, no? Ricordate, mi sembra che la prima missione dell'Apollo avesse una memoria di qualche centinaia di K, 256, 512K, ora non ricordo. Nel nostro smartphone ormai andiamo anche agli ultimi usciti, consentono anche di avere una memoria di 1 tera. Allora, proviamo a entrare nel magico mondo dell'intelligenza artificiale e scoprire il suo funzionamento. Come siamo arrivati a queste soluzioni? Siamo arrivati mettendo insieme 3 ambiti di conoscenza: quello che riguarda il computer, quello che riguarda la statistica e soprattutto quello che riguarda l'esperienza di business. Nulla sarebbe possibile se non ci fosse una persona in grado di condividere la propria esperienza sul come si prende un appuntamento al parrucchiere o ad un ristorante. È soprattutto questa la conoscenza chiave che deve essere estratta dagli uomini, tra virgolette, ovviamente è un'operazione indolore, vi assicuro, estratta dagli uomini e messa all'interno di una tecnologia. No, la capacità di elaborazione, di connessione è presente da tempo, la capacità di elaborazione matematica del dato ovviamente è presente ancora da prima, visto che ce la facciamo studiare anche a noi quando i computer non erano così diffusi, ma la conoscenza di business è forse quella più importante, perché riesce a immaginare le possibili applicazioni e il valore che questo possono dare. Ovviamente lo può fare se mette un po' il naso anche su qual è la tecnologia digitale o legata ai computer sottostante a queste soluzioni, e se ha una mente in grado di ragionare da un punto di vista del dato, da un punto di vista matematico e statistico. Quindi stiamo dicendo che se voi avete in mente questo tema per la vostra attività, per il vostro business, è un'ottima cosa. Le conoscenze nuove da acquisire, non a livello così profondo, sono quelle che riguardano le tecnologie sottostanti a queste soluzioni e rispolverare o acquisire un po' di competenza matematica e statistica. I dati sono in questa soluzione la componente base, e il loro valore lo possiamo anche abbinare alla complessità delle soluzioni che abbiamo visto, no? C'è un valore base che è la creazione dei dati, e il primo esempio che ci viene in mente è il navigatore della nostra auto. C'è un altro valore che è l'acquisizione dei dati, e riporto alla mente quella soluzione dell'Apple Watch che crea il dato del movimento, ma ne acquisisce uno sul rumore ambientale, che se riconosce essere un rumore d'acqua vi dice che state lavando le mani da X secondi. E poi c'è un tema di, questo grazie alla connessione e alla velocità di elaborazione, che consente di usare questi dati ad una velocità
significativa per realizzare delle applicazioni, e anche questa velocità non è compromessa dalla quantità, dalla varietà dei dati, e vediamo appunto la possibilità di prenotare attraverso un ristorante, attraverso l'intelligenza digitale, fino ad arrivare a processi di business come quelli di Microtech con il legno, oppure appunto il supporto diagnostico ai medici per l'analisi dei referti che gli possono arrivare da lastre, esami, TAC e così via, no? Quindi il dato lo possiamo vedere come qualcosa di molto semplice, o già in una sua evoluzione grazie alla tecnologia che ci deve spingere a usare nel momento in cui vogliamo immaginare delle soluzioni per il nostro business. Gli oggetti rappresentati dai dati, facciamo un esempio, questi sono 3 numeri, 11, 21 e 35, è un puro dato, quindi siamo nella parte bassa di quella piramide che abbiamo visto prima. Se però noi attribuiamo un contesto di questo tipo, possono essere ore, minuti e secondi, ma se lo contestualizziamo ancora con altre informazioni di chi è questo orologio, chi è che lo sta guardando, per quale scopo lo sta guardando, possiamo anche collegarlo ad un'agenda e sollecitare un'azione se riteniamo che la persona proprietaria di queste informazioni e strumenti possa essere in ritardo. È un po' questo il percorso che viene fatto dalla possibilità di avere dei dati fino a realizzare soluzioni di business, no? Quindi dal dato fino alla conoscenza. Ci troveremmo quindi davanti a dover gestire grande volume di dati prodotti in modo molto veloce. Ricordate lo smartphone quanti dati produce, no? E soltanto il nostro volto genera un processo di gestione di 30.000 informazioni e una varietà di dati molto, molto ricca. Ed è soprattutto su questo secondo punto che chi ha un ruolo di business deve un po' abituarsi, soprattutto nei business e nelle organizzazioni più strutturate. Questo cambiamento lo vediamo anche nell'evoluzione dei software intelligenti, perché nella prima informatica e chi ha qualche nozione di linguaggio basic si può ritrovare in questo, quindi parliamo veramente di 35 anni fa, credo. If then era l'intelligenza consentita ai software. Oggi ce l'abbiamo nei termostati, è una parte base anche nei navigatori delle nostre auto e così via. Quindi l'esperto di business è quello che definisce queste regole, e queste regole vengono riscritte in termini di istruzioni di codice, ma poi una volta che il software è impacchettato, da lì non si sposta. Poi c'è stata l'intelligenza artificiale di prima generazione, dove l'esperto deve sapere come inserire la propria conoscenza in un database e formalizzare delle regole deduttive che il software poi può utilizzare. Il database clienti tradizionale è di questo tipo. Quindi io so che il cliente che posso profilare in termini di dati demografici, tipologie di acquisti, da quanti anni è con noi, posizione geografica, se è interessato a una linea di prodotti e non ad un'altra linea di prodotti e così via. Quindi ho il database ben organizzato, e quindi se io lancio una campagna su una linea prodotti, lui sa che dovrà andare a prendere quei clienti che sono interessati a quella linea di prodotto e mandare i messaggi relativi a questa campagna. Questa cosa si può automatizzare, è già un grande aiuto su diversi processi, soprattutto se non vi è una grande complessità, ma grande volume, no? Quindi un grande database clienti che mi richiede di fare che rende di valore questo tipo di automazione.
E poi c'è l'intelligenza artificiale di seconda generazione, che non si parla più di database ma di dataset, dove l'esperto non deve neanche più sapere troppe regole, ma deve semplicemente, tra virgolette, sapere come raccogliere e organizzare i dati. E qui vi cito un'applicazione che è ancora in via di maturazione, la tecnologia di intelligenza artificiale è ancora in via di maturazione, che è quella delle auto a guida autonoma. Queste auto non sono basate sicuramente su un software if-then, neanche su un database ben organizzato nel dire se si trovi in via del Corso a Roma devi rispettare questo livello, questo limite di velocità e i semafori sono in questi punti, no? È come se io avessi organizzato il database estraendo queste informazioni dalle mappe di Google, no? Si potrebbe anche pensare di fare una soluzione di questo tipo che sarebbe un'intelligenza artificiale di prima generazione. Non è così, diverso è la scelta di collezionare dati ambientali in tempo reale e istruire l'intelligenza artificiale a fare tutta una serie di operazioni, riconoscere pedoni, riconoscere ciclisti, riconoscere semafori, riconoscere altri veicoli, riconoscere la tipologia di strada, la segnaletica orizzontale, la segnaletica verticale, no? Quindi avrò dentro tutte queste micro intelligenze che interagiscono in tempo reale con i dati ambientali, quindi il dataset è in costante rinnovamento. Queste sono le applicazioni le tecnologie, le aree di tecnologia che sono dietro queste soluzioni, andiamo a vedere di cosa stiamo parlando. Intelligenza artificiale è un po' appunto l'abilità dei sistemi di risolvere problemi e svolgere compiti che solitamente sono deputati all'uomo. Devono consentire questi software, l'intelligenza artificiale deve consentire di agire in modo autonomo, che non è soltanto l'azione come l'auto di girare a destra e a sinistra, può essere anche precedente, è un'azione di lettura e comprensione. Quindi sono tutte quelle operazioni che l'uomo fa già dalla lettura di una situazione, di un problema, e quindi richiedono di comprendere testi, comprendere numeri, riconoscere oggetti, eventualmente suoni e così via. Il machine learning invece è una tecnologia che insegna al computer stesso, eventualmente ai robot, ma è solo l'hardware che cambia, a svolgere delle azioni in modo assolutamente naturale come esseri umani o come gli animali. E insegna questo anche imparando dall'esperienza. Avete visto nell'esempio di conversazione tra l'intelligenza artificiale e il ristorante, piuttosto che l'intelligenza artificiale e il parrucchiere, come la scelta di rispondere con al salone di parrucchieri quando la persona dall'altro capo del telefono gli dice dammi un secondo che controllo, l'intelligenza artificiale risponde è sicuramente una scelta che ha preso in quel momento lì sulla base di quello che ha imparato dalla risposta che le è stata data. Piuttosto che se parliamo di chatbot, ovvero quelle chat in cui dall'altra parte non c'è una persona ma c'è un computer, se voi gli chiedete scrivendo quali sono i voli per arrivare il 15 febbraio a New York e New York lo scrivete come NY e lui vi chiede cosa significa NY e gli dite New York per esteso, lui la volta dopo quell'informazione l'ha imparata, quell'associazione l'ha imparata. Allora, machine learning è proprio questo. Sono degli algoritmi che consentono prestazioni, come citato qui, in modo adattivo.
in modo adattivo anche le auto, via via che i dati, il dataset fornisce degli esempi e lui risolve e capisce qual è il significato di questi esempi, allora l'intelligenza ha preso qualcosa di nuovo. Lo schema di gioco è un po' questo, no? C'è una situazione che viene analizzata in toto, attraverso tantissime variabili, compresa grazie a questa visione più sistemica e a cui viene abbinata una soluzione. Il deep learning è addirittura un apprendimento automatico in cui ci sono dati veramente eterogenei, si può parlare di immagini, di testo e suoni. Microtech usa questa tipologia di tecnologia, è una sorta di machine learning, ma scusate, mi è arrivata una telefonata, ma su più livelli. È più facile capire quando si parla dell'architettura, i livelli sono questi in verticale, in cui un'immagine viene, mi perdonate un attimo, c'è un bambino all'asilo e sono da solo a casa, scusatemi. Scusatemi, eccomi qua. Dicevamo, sono livelli, tra virgolette, di machine learning che consentono di raggiungere complessità molto, molto elevate come la guida autonoma. Nell'esempio di questo tipo, un'immagine di un cane viene prima operazionalizzata e tradotta in pixel che hanno un significato significativo, dopodiché questi pixel vengono organizzati, vengono estratti, o meglio l'intelligenza si concentra sui confini della figura. Immaginate la foto di un cane che ha dentro alberi, sfondi di diverso tipo, quindi ci si concentra solo su quei pixel classificati come confini, e da qui bisogna ricomporre il puzzle, quindi c'è a livello 3 la combinazione e a livello 4 la corrispondenza con alcune features, ovvero la forme tipicamente, che tipicamente ci consentono di riconoscere che quell'immagine è un cane. Quindi la combinazione di queste feature consente di identificare di cosa si tratta. Ok? Questo esempio del cane poi lo riprendiamo quando entriamo più nel vivo degli algoritmi. Quindi, sulla base di queste definizioni, l'ambito di intelligenza artificiale è un ambito molto ampio, all'interno del quale ci sono delle soluzioni più evolute di machine learning, all'interno delle quali ci sono delle soluzioni ancora più evolute di deep learning. E questo excursus dovrebbe anche rendere comprensibile, perché parliamo di appunto di volume dei dati, di varietà dei dati che devono essere gestiti, quindi perché è importante l'elaborazione la potenza di elaborazione, la potenza del calcolo, la connettività e lo storage, ok? E per noi, dalla prospettiva di business, questo significa anche capire le soluzioni da questa prospettiva e anche saper valutare eventuali investimenti. Si capisce? Fino qui? Vi passo la palla per avere un feedback o in chat o a voce. Tutto chiaro, grazie. Anche utile? Sì? Ok. Confermo. Ok.
Ditemi anche voi qualsiasi cosa vi venga in mente, così abbiamo l'opportunità di confronto. Allora, adesso andiamo su una parte più dolorosa. Chi di voi ha qualche base matematica e statistica? Io un po', ma di molti anni fa. Ok, grazie Paolo. Io sono passato al tuo direttamente perché mi sembra più agevole. Chi di voi invece ha l'allergia alla statistica e alla matematica? Nessuno, bene. Ok. Allora, addentriamoci in questa, nell'intelligenza, no? Di come formare l'intelligenza delle tecnologie. Allora, noi usiamo i dati nelle applicazioni che abbiamo visto prima, ma anche l'uomo usa i dati per arrivare a prendere delle decisioni e compiere delle azioni. Finora era tutto a carico dell'uomo, tra virgolette, la disponibilità dei dati e anche però la si può interpretare anche come un libro, un documento, un giornale, un manuale, no? Quindi ci rende disponibili dei dati. Quello che ci sta veramente aiutando è la capacità di analisi. E allora vediamo che le soluzioni che si possono realizzare per alleggerire il carico di lavoro intellettuale dell'uomo sono progressivamente caratterizzate da un contributo dell'analisi sempre maggiore. Un'analisi che consente di dare una descrizione della situazione, e qui parliamo anche appunto del navigatore, che vi descrive se siete in ritardo, se c'è una coda, se rispetto alla prima stima si aggiungono 15 minuti, 40 minuti e così via. Una parte diagnostica, pensiamo anche alle previsioni meteo, ma anche tutte le applicazioni del legno e in ambito medico che ho citato prima. Una parte predittiva, ecco una differenza che c'è tra le applicazioni di riconoscimento immagini di Microtech che le applica sul legno, che quindi prende un tronco, lo guarda e dice sì, per la lavorazione di cui abbiamo bisogno questo supera i test di qualità, quell'altro no, che quindi è assolutamente diagnostico, quindi gli dice sì, no, sulla base di questo, quando invece l'immagine da scannerizzare è una TAC, una lastra appunto per indagare un eventuale tumore, qui siamo già nella logica predittiva, ok? Ed è la differenza tra uomo, medico e intelligenza artificiale. Proprio perché l'intelligenza artificiale, il medico, quando fa fare un esame a fronte di certi sintomi, guarda la lastra, può dire sì c'è o non c'è. Può anche spingersi a una predizione, fare degli approfondimenti, per esempio una biopsia, perché nella sua esperienza c'è una casistica di esami che ha valutato che lo portano a dire che quel tipo di immagine può essere identificata come un tumore. L'intelligenza artificiale, questa casistica è quintuplicata, la casistica su cui si può basare, su cui si elabora è esponenziale rispetto all'esperienza anche del più grande medico che esercita magari da 40-50 anni, proprio per le potenze di calcolo che abbiamo oggi. E allora il potenziale predittivo è sicuramente superiore. Addirittura l'intelligenza artificiale in quel caso potrebbe essere anche completata con l'indicazione di quali azioni intraprendere, fare la biopsia piuttosto che ricoverare subito la persona, no? Oppure mandala a casa e darle una buona notizia. Questo può essere anche un suggerimento dato dall'intelligenza artificiale, fino a che andiamo sulle cose prescrittive. Immaginate il nostro navigatore che in modo prescrittivo, quindi a supporto della nostra decisione, quindi siamo a questo livello, ci dice svolta a destra, in una guida autonoma lo fa lui,
no? Prende la macchina e dà il comando per svoltare a destra. Anche adesso i sistemi di sicurezza della guida che consentono nelle auto più recenti di tenere la macchina in corsia perché riconoscono la segnaletica orizzontale delle corsie, per esempio in autostrada, è una tecnologia prescrittiva, perché se voi non avete messo la freccia e cercate di fare cambio corsia, lui oppone resistenza, no? Quindi c'è già un automatismo di decisione. E sulla base di questo andiamo a vedere qual è la statistica che c'è dietro. La correlazione. La correlazione è quella elaborazione statistica in cui io prendo tante misurazioni di due variabili e riesco a tirare fuori una regola che mi dice che al variare dell'una varia anche l'altra in una certa proporzione. Può essere una correlazione diretta, quindi se cresce una cresce anche l'altra, o inversa, se cresce l'una diminuisce l'altra. Per esempio, correlazioni inverse si hanno sul traffico e il bel tempo, sulle prenotazioni dei viaggi, vacanze e la stagione. No? E quindi di nuovo le temperature, per esempio. Al crescere delle temperature nella zona della Sicilia aumentano anche le prenotazioni degli alberghi. Sì, credo sia abbastanza intuitivo, bisogna soltanto capire qual è il coefficiente di questa variazione, ma poi magari andare a fare degli ulteriori approfondimenti di questi coefficienti per aree più circoscritte, no? Quindi Ragusa, Taormina, Trapani, Isole Olie, Egadi e così via. La correlazione quindi potrebbe aiutarci su una base storica di dati a fare una stima economica degli incassi dell'economia turistica della Sicilia sulla base del meteo. Quindi potrebbe essere intelligente. Vediamo degli esempi, oltre a questo che vi ho citato. Qui c'è un studio che mette in evidenza dal 99 al 2009 l'andamento di due variabili. La spesa degli Stati Uniti in scienza spaziale e tecnologia e i suicidi per mancanza di fiato, diciamo, quindi impiccagione, strangolamento e soffocamento. Vedete che la curva varia insieme, quindi la correlazione ci mostra come queste due variabili abbiano un andamento assolutamente identico e quindi potremmo sulla base della pura correlazione pensare che vi sia un nesso causale, che ovviamente non c'è. Un altro esempio di questi tipi che fa ancora più sorridere è questo. Ci sono due aree identificate su queste mappe ho perso, la vedete ancora la slide? Sì, scusate. Due aree in ciascuna di queste mappe del Regno Unito che sono quasi identiche. Nella area in bianco e nero, quella del 92, viene identificate le aree dove ci sono stati maggiori casi di Brexit, che è l'area scura, di mucca pazza, che è l'area scura. Nella mappa del 2016, quella a colori, con l'area blu, viene indicata dove gli inglesi si sono espressi per l'uscita dall'Europa. Quindi potremmo dire che i casi di mucca pazza forse hanno portato a un modo di ragionare, forse fisiologicamente influenzato da questa patologia di mucca pazza, a dire che si è usciti che le stesse persone infettate hanno votato per uscire. Come l'esempio di prima, anche qui non vi è un nesso causale, poi magari nella rivalità tra paesi si può anche scherzare su questo dato, ma un nesso causale sicuramente non c'è. Quindi la correlazione sembra non essere
una operazione statistica così intelligente, no? Per esempio, c'è correlazione tra il numero di persone in spiaggia e i gelati venduti? Qual è la scommessa che vi sentite di fare? Sì? Per me sì. Ok. In realtà bisogna andare a vedere anche la forza della correlazione. Sicuramente può esserci un andamento, come abbiamo visto per la spesa in scienza e tecnologia e ricerca spaziale e i suicidi, ma non è detto che vi sia una causa veramente stretta, che sia quella la variabile vera. Perché per la relazione tra le due variabili che varia da 1 a 0 viene dimostrata in termini causali in realtà dal coefficiente di correlazione, che è un'operazione ulteriore che mette insieme, fa un'operazione sul quadrato della distanza tra le varie misure e la retta ipotetica che le collega, no? Quindi torno un attimo qui. Se noi immaginiamo una legge che descrive una retta che correla queste due variabili, una retta dritta, quindi sarà qualcosa che passa più o meno in questa area, e io potrei per ogni misura prendere la distanza, costruire il quadrato in modo da eliminare il meno e gli 1 che sono sopra e sotto, che mi annullerebbero la differenza intorno a questa retta, e fare un'operazione su questo per tirare fuori un coefficiente da 0,1, quindi la radice in sostanza. Fatto questo, io posso dire quant'è il coefficiente di distanza dei punti dalla legge che io ho trovato di correlazione. Questa operazione dimostra in modo molto più efficace che non la correlazione semplice, quindi il coefficiente di correlazione cosiddetto R quadro di Pearson, dimostra il nesso causale. E infatti la vera causalità non è tra il numero di persone in spiaggia e l'acquisto dei gelati, ma è tra la temperatura e i gelati. Quindi se io avessi rilevato sia il numero di persone in spiaggia e la vendita dei gelati ovviamente, ma anche l'andamento delle temperature, avrei trovato un coefficiente più forte tra la temperatura e i gelati venduti che non dal numero di persone e i gelati venduti. Perché ovviamente qualcuno magari preferirebbe bere una birra, qualcun altro assolutamente non prende niente se quel giorno non c'è un caldo così torrido. Ok? Quindi abbiamo visto che un fenomeno così semplice deve essere affrontato con intelligenza dell'uomo, innanzitutto nel creare il giusto dataset. Nel nostro dataset non possiamo trascurare di inserire la temperatura, ed è solo la ricerca con gli opportuni indici statistici, adesso ho fatto questa differenza tra correlazione e coefficiente di correlazione, che ci consente di lavorare su un buon dataset per arrivare ad una legge che ci rende sicuri. La legge che ci rende poi sicuri è il nostro algoritmo, che sarà quell'R con 0, qualcosa. Si capisce? Ok, avanti. Sì, sì. Ok. Vediamo dei piccoli esempi di intelligenza artificiale. Se avete la possibilità di connettervi bene, comunque anch'io vado subito a prendere questo sito, quindi interrompo un attimo la condivisione e vi porto su questi esperimenti di Google. Teachable Machine di Google, adesso sto caricando la pagina, cambio la condivisione.
Eccoci qua. Ok. Sposto un po' di finestre, se no queste le metto qui. Qui abbiamo una piattaforma che Google mette a disposizione per provare concretamente che cosa l'intelligenza può fare su compiti abbastanza semplici e che possiamo costruire adesso in diretta. Seguitemi. Iniziamo. Noi possiamo lavorare su progetto di riconoscimento immagini, progetto di riconoscimento audio, progetto di riconoscimento anche dei movimenti del corpo. Ok? Adesso non usiamo il movimento del corpo perché dovrei allontanarmi dalla telecamera, diventa un po' tricky comandare la tastiera allontanandosi. L'audio ve lo risparmio perché dovrei cantare, anche se potremmo fare dei semplici rumori. Proviamo a lavorare sulle immagini. Ok? Modello immagine standard, modello immagine incorporata, ok, verifica. Ok, adesso ci ha mandato su una documentazione tecnica. Ecco, se avete un animo un po' nerd, GitHub è una sorta di social network di sviluppatori informatici che condividono in modo open pezzi di codice che risolvono compiti che possono essere utili anche a voi, non solo di intelligenza artificiale. Qui dentro, se volete cimentare e avete un minimo di competenza di programmazione, potete trovare delle risorse utili. Adesso chiudo perché mi chiede questa cosa qua adesso. Ok, allora, che cosa mi consente di fare questa piattaforma? Mi consente di costruirmi il modello alla base dell'intelligenza artificiale e lo chiama l'addestramento del modello. Poi capiremo perché. E abbiamo scelto di lavorare sulle immagini e quindi posso insegnare al mio algoritmo a riconoscere una tipologia di immagine. Vediamo, uso la webcam. Qui ci sono io, ok? La webcam sta inquadrando me e diciamo che attraverso questa registrazione in tempo reale io gli fornisco dei dati di esempio, una serie storica come la nostra rilevazione prima tra persone in spiaggia e temperatura, ok? Io tengo premuto e posso muovermi liberamente, anche parlando, facendo qualche smorfia, e lui ha una serie di campioni, 28 in particolare, che deve analizzare e dire se mi trovo, che deve analizzare, che sono la base per lui, per dire che se vede cose simili, lui si troverà nella situazione classe 1, che possiamo anche nominare. Roberto sta parlando. Ok? Vado poi a un'altra classe e qui, attivando sempre la mia webcam, costruisco un campione che è Roberto sta bevendo. Ok? Allora, potrebbe esserci un problema di qualità del dato perché vedete, nelle prime 3-4 misurazioni non è visibile la tazza. Ok, quindi probabilmente sto costruendo un database che non ha una qualità ottima. Allora qui inizio a cancellare queste misurazioni per essere certo di avere un dato di qualità. Ok? Quindi, fatta questa costruzione del mio dataset, io potrei anche aggiungere altre situazioni, per esempio quella di prima dove, aspettate, prima nomino
questa classe e dico Roberto sta bevendo. Ok. E aggiungiamo una classe 3. Situazione precedente dove ho ricevuto una telefonata e mi sono un po' preoccupato che fosse un asilo. Allora diciamo che io sto parlando al telefono. Eccomi qua. Ok, e anche qua gli darò il nome. Roberto sta telefonando. Do impasto alla mia macchina, no? E qui posso dare delle dimensioni che vanno a impattare sull'elaborazione, no? Perché tasso di apprendimento, il batch è il numero di informazioni che riesce a gestire in una singola operazione, poi posso andare su altre cose più avanzate, periodi, 50 e così. Senza modificare questi parametri, gli diamo il comando di imparare da queste 3 situazioni, quindi gli ho dato 3 situazioni ad esempio e lui, come nella rete neurale che abbiamo visto, nell'immagine della rete neurale che abbiamo visto prima, va a costruire il proprio modello, no? Va a scegliere quali sono i pixel rilevanti per riuscire a riconoscere una nuova immagine, capire se è situazione, se sto bevendo, se sto telefonando o se sto parlando. Ok? Quindi mi avvisa di non muovermi perché non ha ancora finito il suo addestramento. Vedete, sta procedendo. Ci ha messo 30 secondi per addestrare il modello. Ok? Perché questo modello? Perché quando mi guarda, diciamo che deve dire a Caterina di T2I che cosa sto facendo, perché in base a quello che io sto facendo durante la lezione, che so, Caterina deve come regia magari mandare dei contenuti pertinenti a quello che sto facendo. Quindi vediamo sotto che Roberto sta parlando, ok? Vediamo se adesso riconosce che sta bevendo. Ok, sì, Roberto sta bevendo al 100%. Roberto sta parlando Roberto, vedete che però qualcosa succede anche su Roberto sta telefonando, che diventa un 94%, un 98%, un 100%, se io nascondo un po' il telefono sembra che sto parlando, perché questa posizione non era nel nostro dataset e allora lui si basa su altre informazioni. Se tolgo il 100%, se mi allontano, eventualmente posso anche allontanarmi così, e rimane l'intelligenza che capisce quali sono i pixel che saranno soltanto una parte dell'immagine per andare a rilevare la correttezza del modello. Ok? Quello che abbiamo fatto con un'interfaccia molto divertente e leggera non è nient'altro che creare tantissime colonne in un file Excel dove la riga sono solo io, è un'immagine, diciamo, e in queste tantissime colonne ci sono tante variabili che lui riconosce come dei pattern per dire se sto bevendo, se sto parlando, se sto telefonando. L'avete provato anche voi intanto? Tutto sulle slide.
Utile slide. Ho visto che si può esportare anche. Cosa crea questo software, questa app? Quando una volta che esporto, cos'è l'output di questa? Dovrebbe scaricare proprio l'algoritmo e Sotto lo forma di scarica il codice, scarica proprio il codice, che è l'algoritmo che è un JavaScript. Ok. Aspettate che ve lo ricondivido. Adesso ho cliccato esporta. Applicazione, proprio software. Come? Che si può, diciamo, importare nella propria applicazione come Esatto. parte di codice, quindi poi da compilare o eventualmente da... Vedete? Ah, ok. Il codice. Ok. Che è un codice molto leggero, perché se lo andiamo a analizzare dentro, poi lui farà, vedete qui, riferimento a TensorFlow, che è il tipo di linguaggio che c'è dietro, e quindi vado a embeddare nella mia applicazione una istruzione che va a puntare dove questo software è salvato, che di fatto è salvato dietro questa interfaccia web che abbiamo usato. No, quindi c'è anche la nota dello sviluppatore che se volete maggiori informazioni sulle API li trovate a quest'altro indirizzo. L'API, ricordo, se magari non tutti lo conoscono, è Application Protocol Interface. Sono protocolli per interfacciare applicazioni diverse. Sono molto diffusi da diverso tempo. Le prime evidenze che abbiamo avuto da normali consumatori è la prenotazione del ristorante attraverso il sito, o comunque trovare il numero di telefono e l'indirizzo del ristorante sul sito, e sul sito trovare dentro una pagina contatti la mappa di Google che puntava al ristorante. Quella soluzione si realizza con le API di Google di Maps, che l'informatico che ha sviluppato il sito del ristorante ha inserito nel sito con un codice tipo questo, quantificando le variabili longitudine e latitudine in corrispondenza della posizione del ristorante. Ok? Qui abbiamo già sia lo script in Java che in P5. Ok. Questo era in JavaScript. Qui ho in Keras, che sono altre librerie e quindi altri tipi di linguaggio, e in TensorFlow Lite, quindi a seconda della tecnologia che voglio utilizzare. Ok, la stessa cosa posso fare con i suoni e con il movimento del corpo. Per esempio, se voi usate, vi dilettate anche con tecnologie come Arduino e riuscite a comandare una telecamera, questo potrebbe essere un buon modo per creare un codice dove è possibile riconoscere gli abitanti della casa, no? Inserite le foto delle persone che abitano o in ufficio, quindi anche un sistema di sicurezza, e quello vi darà l'output corrispondente al fatto che qui avremmo le nostre righe, è Roberto, è Carlo, è Laura, è Simona, no? E quindi se questo riconosce qualcuno non succede nulla, se non riconosce nessuno potete aggiungere uno script successivo, allora manda una notifica piuttosto che accendi il monitor della persona che ha la reception e così via, no? In modo da avere un sistema di controllo. Ok?
Quindi le tecnologie oggi sono sicuramente accessibili. Poi ragioniamo se vale la pena usare queste o uno sviluppo un po' più proprietario. Intelligenza artificiale che apprende, che è un po' quella che abbiamo visto adesso. Quindi abbiamo capito correlazione non è causalità. Correlazione descrive che due variabili variano insieme. La causalità è figlia di un indice statistico specifico, quello più semplice è l'R quadro di Pearson, ma ce ne sono altri diversi, ma soprattutto è anche figlio della qualità del dato. L'apprendimento dai dati, l'apprendimento delle soluzioni di intelligenza artificiale è di tre tipi: supervisionato, con rinforzo e non supervisionato. Ok? E questa distinzione è molto importante per chi si occupa di business. Ricordate che l'intelligenza artificiale ha dentro quelle tre discipline: computer science, matematica e statistica, la seconda, e la disciplina di business su cui noi vogliamo applicare soluzioni di intelligenza artificiale. Queste discipline corrispondono, quando si sviluppano questi progetti, a un team multidisciplinare che avrà dentro gli esperti di tecnologia, gli esperti di matematica e statistica e gli esperti di business. Questa divisione è ovviamente importante per tutti, ma è sicuramente una novità, tra virgolette, per quanto riguarda le persone che si occupano di business. Così come, lo dicevo anche l'altra volta parlando dell'IoT in chiusura, veniamo formati per comprendere il motore delle nostre auto, ma non siamo meccanici. Qui dobbiamo essere formati per comprendere matematica e tecnologia, anche se non siamo data scientist. Ma l'apporto al business è fondamentale, perché se non capisco che nel mio database, oltre al numero delle persone in spiaggia, ci devo mettere anche la temperatura, allora la soluzione, per quanto posso aver investito nelle competenze migliori di matematica, statistica, tecnologia e soldi, eccetera, 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 possono portare risultati scarsi. Torniamo al nostro bel cane e al riconoscimento di immagini. Immaginiamo di dover chiedere alla tecnologia di dire: mettimi da parte tutte le immagini dei cani che vedi qui rappresentate. Quali potrebbero essere gli errori fatti dal nostro sistema di intelligenza artificiale? Considerare la sagoma, solamente Sì. la sagoma. Ma tra queste immagini, quali sono quelle più difficili su cui potrebbe commettere errore? Guardatele bene. L'orso. L'orso in particolare. E anche questo in basso. Il pupazzo lì. Il pupazzo in basso? Questo? Sì, sì. Non capisco neanche io cos'è quello. Cioè, anche l'altro mi sembra un pupazzo, quello sulla sinistra. Questo? Sì. Esatto. Allora, il primo errore che probabilmente farà è di considerare l'orso come un cane. Se poi rendiamo l'algoritmo più preciso, un po' come il gioco che abbiamo fatto prima, gli carichiamo tante immagini di orsi e gli scriviamo orso, forse anche questo in basso lo scambia per un orso. Non è così semplice. Quello che però stiamo dicendo è che quando vogliamo sviluppare intelligenza artificiale, la classificazione, che è un'area di algoritmi che vengono utilizzati, richiede che qualcuno gli abbia detto come è fatto un cane, corretto? Quindi
Gli algoritmi, e sono già disponibili tantissimi algoritmi, poi come vedete bisogna scegliere le variabili da mettere dentro che fanno la differenza. Dobbiamo dirgli che da qualche parte nel database dobbiamo descrivere come è fatto un cane, e con la dovuta precisione, in modo da non incorrere in errori e scambiare un orso per un cane, altrimenti qualcuno online compra un cane e gli arriva un orso, che non sarebbe una cosa facile da gestire. Qui l'importanza appunto del dataset, e iniziamo a dire che in questi casi dobbiamo iniziare a preparare un dataset di training e un dataset di test. È quello che abbiamo fatto noi prima. Quando abbiamo messo dentro le immagini, parla, beve, telefona, era il nostro dataset di training. Ovvero, ti dico io, cara intelligenza, quali sono in modo più chiaro possibile le situazioni A, B e C. Dopodiché ho addestrato il modello, ecco perché si dice addestrato, perché faccio del training al mio modello di dati, lui tira fuori il modello e poi nella seconda immagine con la videocamera abbiamo fatto dei test in diretta e abbiamo visto che funzionava. Chissà come sarebbe andata se io non avessi cancellato le prime 4 immagini del dataset situazione Roberto Beve. Ricordate che non c'era, ero partito troppo presto a cliccare, non c'era ancora l'immagine della tazza inquadrata. Ok? Quindi dobbiamo preparare il nostro dataset, e qui c'è un esempio, per allenare la nostra intelligenza a comprendere quali sono le variabili di cui tenere conto per dire se cado nella situazione sto bevendo, sto parlando, sto telefonando, o cane non cane. Ok, qui c'è un dataset di ipotetici dipendenti di un'azienda, che quindi le righe sono i dipendenti e ogni dipendente è descritto da diverse variabili. Potrebbero essere anche di più. Vediamo quali sono queste variabili. C'è a quale funzione appartengono, di quale regione sono. Adesso qui bisogna vedere l'azienda come ha codificato regione, perché c'è regione 7, regione 22, regione 19. Poi livello di istruzione, genere, uomo-donna, canale di reclutamento, se arrivano da sourcing, o other, quindi ne vedo solo 2 di tipologie. Se hanno fatto formazione, l'età, se hanno negli anni precedenti il livello di performance da 1 a 5, gli anni di servizio, se quest'anno nell'ultima valutazione degli obiettivi hanno raggiunto i loro KPI almeno all'80%, se hanno vinto degli awards, se hanno uno scoring medio nella formazione. Immaginiamo che siano dei tecnici Microsoft che devono ottenere periodicamente delle certificazioni sui vari software, e quindi c'è un punteggio che devono superare, o anche chi magari usa le lingue che deve avere un livello di formazione preciso. Quindi qui possiamo immaginare questi casi, quindi ci sono dei numeri che variano da 49, 60, 50, 73, 85, potremmo immaginare la scala da 1 a 100, e poi c'è un'ultima colonna che è stato promosso. Questo dataset ci deve aiutare a costruire un algoritmo che ci indica, ci suggerisce chi promuovere ad un ruolo manageriale. E infatti l'ultima colonna del dataset di training è stato promosso o non è stato promosso. E vediamo alla quart'ultima riga il numero 1, che significa che quella persona è stata promossa. Quindi è il Sales and Marketing, regione 7, c'è una laurea, è una donna, ha 35 anni, ha avuto una performance a livello 5, ha un scoring di formazione a livello 50 e così via. Ok?
e io dico guarda che tutte queste caratteristiche appartengono al caso promosso al ruolo manageriale. Se prendo gli altri, tutte le altre caratteristiche appartengono al caso non promosso al ruolo manageriale. Si capisce? È la stessa cosa di aver detto beve, non beve, parla, telefona e così via. Là dentro c'erano tutte le colonne che qui vediamo rappresentate. Questo mi aiuta poi a tirare fuori il modello. Il modello che cosa sarà? Sarà un sistema complesso di classificazione di tutti questi dipendenti sono già classificati, e il sistema complesso mi aiuterà a dire qual è il peso delle singole variabili per farlo cadere in una classe promosso o in un'altra classe non promosso a ruolo manageriale. Una volta che io sui dati storici che posso avere, questo è un database di 54.000 persone, una volta che ho fatto questa messa a punto, grazie agli algoritmi statistici che già ho a disposizione di classificazione, mi aiuta a costruire un modello. Quindi prendo il mio training dataset che quindi prenderò una persona alla volta con l'obiettivo di far cosa? Di vedere se il modello funziona. Se mettendo dentro quei dati di quella persona mi dice sì, ti suggerisco di promuoverlo perché somiglia a quelli della classe promossi, no, ti suggerisco di non promuoverlo perché somiglia a quelli della classe non promossi. Ok? Usando le stesse regole che il modello ha costruito sul training dataset. Quindi lo metto lì dentro nel mio modellino e dirà no. Infatti notate che il training dataset manca di una colonna, che è la colonna che lo identifica già di classe 0, classe 1, classe promosso, classe non promosso, che sarà quello che il modello mi deve restituire. Si capisce? Sì. Okay. Perfetto. Ho aperta la chat. Cosa abbiamo fatto quindi? La metto di qua. Abbiamo aiutato il sistema a costruirsi un algoritmo di classificazione su una base di dati storici che sono in nostro possesso. Un po' come la Microtech che dice io ho un sacco di esperti di legno che tutto il giorno mi guardano i tronchi e mi dicono questo buttalo, questo tienilo, questo buttalo, questo tienilo, questo va bene per questo va bene per l'altro, questo va bene per l'altro, questo tienilo ma lo facciamo stagionare ancora un anno, per esempio. No, quindi sono lì la vera intelligenza, l'intelligenza che hanno quelli di business, del business specifico, però si tratta di educarci a tirar fuori questa conoscenza in un modo operabile dal punto di vista della statistica e dei computer. Perché? Perché se io non ho in mente la possibilità del riconoscimento immagini, guardo tronchi tutto il giorno, penso, no, ma guarda che è impossibile fare questa cosa, no? Se invece so che il riconoscimento immagini viene tradotto in 0 e 1, allora posso mettermi a cercare di suggerire al data scientist quali sono i parametri per riconoscere il mio tronco a seconda delle casistiche che mi servono. Dopodiché gli sottopongo altri 3 tronchi e vedo se mi classifica bene. Nell'esperto di business, nel training, quando si fa il test, scusate, qui tra l'altro ho mantenuto il training dataset, ma era test dataset, aspettate che la modifico, così poi non vi arrivano slide fuorvianti. Scusate, test dataset. Okay. La ricondivido.
Ok, eccoci qua. Bene. Quindi la colonna dove c'è la vera intelligenza è quella della variabile dipendente. No? Quindi tutte quelle prima sono aspetti che io posso andare a misurare, che mi devono suggerire che la persona cadrà in una classe o in un'altra. Quindi è qui che io devo avere le idee chiare. La classificazione viene usata, come ha fatto Vodafone, nella churn analysis, quindi l'analisi dell'abbandono, che può essere l'abbandono sia dei clienti che dei dipendenti, oppure altre applicazioni che sono state sviluppate, il rischio di ospedalizzazione. Prenderò tutte le cartelle cliniche dei pazienti che ho visitato e che non sono stati ricoverati, e tutti quelli che sono stati ricoverati, dei campioni sufficientemente numerosi, e me lo dirà lo statistico quali sono le caratteristiche che devono avere questi campioni. Dopodiché che cosa faccio? Vado per tutte queste persone a costruire le colonne che saranno le mie variabili indipendenti. L'ultima colonna sarà 0-1 ricoverato o non ricoverato. Dopodiché, quando ho il mio bel dataset, inizio a lavorare con gli algoritmi di classificazione e vedo quali sono i coefficienti delle singole variabili che meglio spiegano che la persona è stata ricoverata o meno. Credo che questo sia il lavoro quotidiano per chi si occupa del monitoraggio dell'epidemia, pandemia di Covid-19. Identificazione delle frodi. Anche qui è un'applicazione sviluppata ormai da tempo. Le banche, gli operatori finanziari, anche chi offre carte di credito, hanno una serie storica di dati di chi a un certo punto ha denunciato che alcune spese con la propria carta di credito proprio non le ha fatte, ma si è trovato degli addebiti. Quindi cosa succede? Andiamo a vedere questi eventi, quindi operazione di frode, operazione legittima. Quindi le righe qui probabilmente non sono le persone, ma saranno le singole operazioni. Quindi ogni cliente genera una quantità di dati notevole. Immaginate una persona in un anno quante volte usa una carta di credito e quanti clienti può avere una società che eroga carte di credito. Mettiamo la Visa, l'American Express, eccetera. Capite la mole di dati su cui si può lavorare, che richiede quindi capacità di elaborazione. Queste cose non si fanno con i computer che abbiamo noi davanti, anche se sono ben carrozzati, come direbbe un uomo dell'IT, una donna dell'IT anche, ma si fanno con degli elaboratori professionali, diciamo. Fedeltà della clientela, anche qui se ho una serie storica posso andare anche a identificare il nuovo cliente, se sarà quello che svilupperà maggior fidelizzazioni, e l'analisi della morbidità, quindi torniamo su ambito medico. Il meccanismo è sempre quello lì. Riesco a usare gli algoritmi di classificazione se ho una serie storica, e quindi qui noi stiamo parlando dell'apprendimento, torno un attimo indietro, supervisionato, perché posso contare su degli esempi di business che in modo chiaro mi dicono: ho dei casi di situazione A, ho dei casi di situazione B. Un'altra applicazione che fa uso della classificazione è per esempio l'identificazione delle mail di spam. Quindi i mail di spam inizia a descrivere, hanno un allegato, hanno un testo molto sintetico, hanno un mittente che ha queste caratteristiche, è la prima volta che la persona destinataria riceve da quel mittente. Quindi tutta una serie di elementi che descrivono il caso, che poi do in pasto ai miei algoritmi statistici e mi aiutano a identificare la legge corretta. Quindi questa è secondo me l'applicazione su cui qualsiasi business può
subito provare a sviluppare un'applicazione di intelligenza artificiale. Primo obiettivo è sicuramente guadagnare maggiore efficacia, perché dal momento che ho costruito un buon algoritmo, le macchine lavorano meglio degli uomini, lo faccio su un'attività che magari è piuttosto ripetitiva, così da guadagnare efficienza e liberare le persone per poter fare attività a maggior valore aggiunto. La regressione, altra classe di operazioni statistiche che ci aiutano a predire lo stato di una variabile sulla base di una o più variabili. Quindi, diversamente dalla classificazione, la regressione solitamente, ma non solo, lavora su delle variabili continue, numeriche. La regressione formalizza e risolve il problema di una relazione funzionale tra variabili misurate sulla base di dati campionari estratti da un'ipotetica popolazione infinita. Può essere lineare o no, di fatto cerca di stimare il valore atteso della variabile dipendente sulla base di valori delle variabili indipendenti. Quindi esempi di applicazione sono predire il livello di retribuzione determinato dall'età. Quindi voglio fare una pianificazione di lungo termine del costo del lavoro della mia azienda, questo lo posso fare. E posso creare anche un automatismo in modo che se assumo un'altra persona, sì, vedrò il costo del lavoro in base al contratto che gli ho fatto, ma potrei anche vedere in base agli scatti d'anzianità e altri parametri di benefit, bonus, eccetera, un aggiornamento del costo anche 3, 5, 10 anni. Potrei fare anche delle operazioni legate al fatto di immaginare di assumere una persona piuttosto che un altro di età diverse e quindi che impatto potrà avere. Poi, predire il giusto prezzo di una proprietà immobiliare. Ecco, la classificazione in questo caso risulta un attimino più difficile, perché le variabili che descrivono la proprietà immobiliare sono di natura diversa, possono essere numeriche continue e anche categoriali, loft, appartamento, villa, quindi non sono una misura continua, sono proprio tipologie diverse che farebbero anche presupporre di usare la classificazione. Su quella variabile in particolare sarebbe comodo, ma anche sono importanti anche variabili di contorno alla proprietà immobiliare. Sicuramente la posizione geografica, però posso assumere come variabile della singola proprietà, ma anche per esempio i clienti. Che tipologie di clienti ho? Se sono disposti predisposti per un certo tipologia di appartamento, di villa, eccetera, allora anche queste informazioni, se ho la possibilità di rilevarle, posso considerarle nel mio modello. Oppure c'è il gioco che autoapprende, ossia un computer che gioca un videogioco può imparare a giocare, così come lo fa una persona che per la prima volta lancia quel videogioco senza sapere le regole. Che cosa fa una persona quando per la prima volta gioca a un videogioco? Innanzitutto non perde il numero, cerca di non perdere il numero di vite disponibili, che siano auto, un gioco di spari, piuttosto che Super Mario Bros. Che deve superare gli ostacoli, no? Tutti i giochi hanno il numero di vite. Raggiungere lo schermo il livello più alto possibile, oppure giocare per un periodo più lungo possibile, che vuol dire che sei andato avanti nelle schermate. Quindi io ho queste 3 variabili che mi possono descrivere la mia prestazione.
vedete che in questo caso, a differenza del dataset di prima, noi non abbiamo un dataset di variabili, ma abbiamo dei parametri di performance. Ok? Quindi il videogioco può andare, come faremmo noi, per tentativi ed errori. Quando Super Mario Bros. Arriva a dover saltare su una fune, si prova a cercare di spiccare il salto più in là possibile e provi uno e provi due. Poi sai che oltre a quel livello non puoi saltare, se no non fai in tempo a saltare e cadi nel burrone, piuttosto che se salti troppo presto. Quindi tu prendi un po' l'occhio sulla base di cosa? Sulla base del risultato del salto, della performance, quindi. In questo modo il computer può dire sono morto o non sono morto a fare un'azione, quell'azione la ripeto o non la ripeto. Quindi è un apprendimento automatico e in questo caso, così come la proprietà immobiliare o l'andamento dell'età, in questo caso sto realizzando un modello secondo il paradigma del rinforzo. Si capisce molto bene nelle proprietà immobiliari e perché posso fare un'offerta, viene rifiutata e così via, si capisce molto bene nel videogioco. Quindi anche la macchina, in questo caso con il paradigma del rinforzo, riesce ad apprendere dei compiti sulla base dell'obiettivo che deve raggiungere. Ok? Non so se voi in casa avete quei robottini rotondi, Roomba, che funziona da aspirapolvere ma che viaggia da solo, un po' si basa anche su questo schema. Lui raccoglie dati sulla pulizia delle superfici che incontra, ma anche sugli spazi. Le prime 2 volte che lo usate inizia a fare per linee verticali, a meno che non incontri degli ostacoli, tutta la superficie disponibile ed esplora se ci sono dei confini oltre e sulla base delle botte che prende impara e lì ci mette un'informazione legata ad una performance che è ho preso una botta piuttosto che c'è spazio libero. Ok? Quello è un apprendimento per rinforzo. Nel business questo ci consente di immaginare soluzioni di intelligenza artificiale anche quando non abbiamo una casistica, come il caso di prima, come il caso del dipendenti già promossi o non promossi. Ok? Intanto vedo che sono le 11. Se siete d'accordo farei una pausa di un quarto d'ora, perché non vi vedo in faccia, per cui non so quanto... Ok, allora semplicemente grazie. La registrazione va avanti, per così non abbiamo problemi tecnici di sorta. Io oscuro telecamera e microfono e ci vediamo qui tra 15 minuti. Grazie, Okay? a dopo. A dopo. A dopo, buon caffè.
Eccoci qua di nuovo. Spero abbiate avuto tempo per il caffè. Sgranchirvi un po'. Ditemi se ci siete. Ci siete? Ok, vedo Cristina, webinar Ci sono. tutti due. Ci sono, ok. Carmine anche. Vediamo se Paolo è tornato. Ah, ok. Se Paolo anche a voce dovrebbe... Non so se era Carmine o Paolo, va bene, riprendiamo. Condivido di nuovo le slide, eravamo appunto su temi di regressione, come questi possono essere alla base del sistema di reinforcement learning, no? Quindi che lo si può applicare dove non ho uno storico di dati, o comunque lo storico di dati non è tale da usare i sistemi di classificazione, ma compenso questo con un ambiente abbastanza controllato. L'idea del videogioco aiuta a fare questo. Sistema controllato potrebbe anche essere non so, l'ottimizzazione di un magazzino, farmi una regola per regolare, appunto, per suggerire le dinamiche di acquisto dei pezzi a magazzino in base all'andamento dell'anno, se per esempio il mio prodotto può avere un andamento stagionale, quindi sulla base delle performance, quindi di non arrivare mai né a rotture di stock né a troppi pezzi presenti in magazzino che mi bloccano capitale, allora io sulla base di quei parametri posso identificare la mia performance ideale e nel tempo l'intelligenza può imparare quali sono le azioni che poi portano alla performance migliore. Ovviamente se intervengono degli eventi esterni significativi che impattano su questa dinamica, dovrò chiedere all'intelligenza, all'algoritmo di riapprendere tutto.
Per esempio, appunto, l'abbiamo visto nel caso della pandemia, come è cambiata anche la logistica. Il modello prescrittivo invece arriva a dirti cosa fare. Siamo quindi sulle ultime 2 colonne di quello schema che abbiamo visto, dove l'integrazione tra le analytics e il lavoro della persona possono essere virtuose. Qui ci troviamo nella situazione del navigatore che ci dice di svoltare a destra, prendere una rotonda, prendere un cavalcavia, svoltare a sinistra e così via. Le tecniche di analisi sono più sofisticate dal punto di vista delle competenze statistiche da mettere in atto, perché oltre al dato storico devono considerare anche il dato quasi in tempo reale. Quindi facciamo un esempio: la decisione da prendere può essere l'apertura di punti vendita in un nuovo mercato, e questa decisione la devo descrivere in termini di variabili, e quindi il mio obiettivo avrà come variabili il ROI, la vicinanza al cliente e la copertura del territorio. Queste variabili, che in realtà sono molte più variabili, dovrò poi quantificarle, ok? E somiglia un po' al metodo di performance del videogioco o del magazzino, per esempio. La funzione che si baserà quindi sul un numero minimo di punti vendita che posso aver definito, il numero minimo di distanza, il numero massimo di popolazione raggiunta. Mettendo in equilibrio questi parametri, la funzione mi descriverà il punto di arrivo ottimale. Oltre a questo dovrò pensare anche a dei vincoli: budget, percentuali clienti profilati da raggiungere, che va a specificare il tema della vicinanza del cliente, distanza massima per considerare che i clienti sono raggiunti, e minimo massimo di clienti raggiunti per singolo punto vendita, e quindi dire sì, lì si può aprire. Il modello prescrittivo quindi si basa sia sulla descrizione del punto di arrivo di performance, ma anche considera aspetti legati ai vincoli. È utile quando devo definire per esempio il pricing, quando devo definire un programma di manutenzione predittiva, quindi non più fare, che so, a tutti i treni la manutenzione dopo 2 anni che sono in esercizio, se così prevede sia la normativa che aspetti tecnici, ma andare a fare una manutenzione predittiva sulla base di alcune variabili che posso aver rilevato, che mi dicono: guarda che il treno A ha bisogno adesso di manutenzione, gli altri 7 treni lascia stare, anche se hanno la stessa età, le stesse caratteristiche e così via. Questo tiene conto appunto della variabilità esterna e consente un approccio più adattivo. Analogamente la logistica, ma si capisce anche per esempio con i navigatori, la logica prescrittiva che tiene conto sia di dati in proprio possesso che di dati contestuali, e per esempio applicazioni di questo tipo lo vediamo anche nell'assistenza domiciliare alle persone, quindi siamo sempre nell'ambito della cura e assistenza alla persona. Per queste logiche, queste applicazioni prescrittive, l'area statistica che si usa è quella della clusterizzazione, ossia organizzare gli oggetti sfruttando i dati che li descrivono e le relazioni tra questi dati e tra i diversi oggetti. La logica è molto semplice: mettere insieme quelli simili, mettere insieme quelli dissimili. Quindi la clusterizzazione aiuta a identificare quali sono i casi in modo predittivo, un po' come abbiamo fatto prima per il dipendente che deve essere promosso,
questa volta anche non solo sulla base di dati storici. Siamo nell'ambito dell'apprendimento non supervisionato. La vera differenza col caso del dipendente da promuovere è che ci manca anche nel training dataset la colonna promosso o non promosso. Quindi noi non sappiamo quale dipendente può essere promosso. Però possiamo iniziare a creare dei cluster che sulla base della somiglianza degli elementi. Questo ci aiuterà a, per esempio, profilare dipendenti, profilare clienti, profilare situazioni che si possono verificare. Per esempio, un'auto che guida da sola può basarsi sulla cluster analysis per capire se si trova ad un incrocio, se si trova ad uno svincolo, se è possibile che un ciclista cambi corsia perché è più libero di muoversi in un certo modo, quindi sulla base del una complessità maggiore riuscire comunque a capire qual è il caso, il problema e la situazione che sta affrontando. Quindi ci aiuta a far cosa? A creare dei gruppi omogenei, riducendo quindi la complessità che è tipica di una situazione descritta con dati molto, molto diversificati, creando dei cluster che abbiano un valore aggiunto, perché all'interno del cluster sono già comprese tutta una serie di valutazioni. Torno sull'esempio dell'auto che si guida da sola, che ha nel cluster incrocio con semaforo piuttosto che rotonda già parecchie informazioni che possono guidare la sua decisione. Ok? Per esempio, appunto, anche la predizione del comportamento dei clienti, questo è utile e lo ritroviamo, questo tipo di analisi, alla base dei recommendation system, quindi che film mi propone Netflix in base ai miei gusti, perché sa che io appartengo a un determinato cluster che va in una certa direzione in termini di gusti cinematografici o legati alle serie. I cluster che si possono costruire possono essere esclusivi, quindi tutti gli elementi appartengono a un solo cluster. Possono esserci cluster di overlapping, quindi ciascun elemento può essere assegnato a cluster differenti, quindi lavorando su termini spaziali questo è il caso in cui due cluster sono vicini e quindi possono avere delle sovrapposizioni, oppure fasi, ogni oggetto appartiene a tutti i cluster con una certa probabilità. Allora, questa definizione puramente da manuale deve però rimandarci a ragionare sul nostro tipo di business, ovvero non abbandonare necessariamente la cluster analysis che è molto utile quando io non ho davanti uno storico o la definizione di un caso voluto, così come il dipendente promosso o non promosso, quindi quando non ho questa chiarezza, ma magari quando voglio far emergere dal comportamento dei miei clienti determinate caratteristiche, no? Quando capisco che dividere i clienti semplicemente per target demografico, area geografica, capacità di spesa non è così utile per mirare delle azioni, allora dovrò far emergere delle caratteristiche che mi identificano meglio. Se voglio, se ho un budget limitato, cercherò una clusterizzazione esclusiva, perché sicuramente mi aiuta con un maggior grado di probabilità di successo a mirare determinate azioni.
Se invece mi trovo in una situazione in cui ho diverse gamme di prodotto, linee di prodotto, potrei ragionare anche su un clustering di overlapping. Se ancora non ho chiarissimo il comportamento dei miei clienti rispetto a quello che offro, potrei basarmi semplicemente su delle probabilità fasi, quindi di non creare degli insiemi ben divisi come quelli che sono rappresentati qui, ma di andare su più una logica fasi che potrebbe generare un'immagine, per esempio, di questo tipo. Qui il processo di costruzione dell'algoritmo che poi mi potrà aiutare e supportare nella presa di decisione anche in modo prescrittivo è un po' più articolato. Ci sono diversi algoritmi, vi presento le logiche che sono dietro quelli più diffusi. C'è il K-means, che significa punto chiave, punto significativo, in cui dopo che ho rappresentato sullo spazio tutti i miei soggetti, chiamiamoli così, fisso dei centri che secondo me possono posizionarsi a distanza, ad una certa distanza da alcune misure, in modo già da a prima vista identificare degli insiemi. No? Quindi ogni punto, infatti, ogni dei soggetti rappresentati nello spazio viene collegato a questi centroidi e l'algoritmo li va a spostare via via in modo che si ottimizzi l'appartenenza dei singoli punti a quel centroide. Poi l'algoritmo termina quando non migliora più questa appartenenza, questo collegamento, spostando i centroidi e dice: questa per me è la configurazione migliore. Questo è un esempio, no? Quindi vedete che se la parte rosa e la parte azzurra sono già chiaramente soggetti raggruppati, e anche quella blu, è un po' più confusa la situazione sul rosso e verde. K-means, spostando appunto i centroidi che qui sono rappresentati da quadrati, trova la posizione che meglio collega un certo numero di soggetti e sulla base di quello costruisce il suo insieme. E vediamo qua che un puntino verde entra a far parte dei rossi, mentre ci sono altri due punti che sono fuori dal cluster verde e uno che è sul confine, così come ne abbiamo due sul confine di quello blu. No, quindi questo aiuta a prendere delle decisioni su dove far ricadere alcuni elementi. Se questo fossero dei clienti che fruiscono della nostra offerta, dei nostri spazi, dei servizi, dei prodotti, ci aiuta a profilarli, anche se la situazione può essere inizialmente molto confusa. Poi c'è il clustering di agglomerative hierarchy, si basa sulla gerarchia. Si parla di alberi e fogli in cui si iniziano a dividere il campione in cani, non cani. Di questi cani, per esempio, razza pura piuttosto che meticci, delle razza pura quelli da gara e quelli no, dei meticci quelli da gara e quelli no. Quindi fino ad arrivare ad un livello in cui, e qui interviene poi la valutazione del business, sono descritti questi, in questo caso 6 cluster, in modo sufficientemente distintivo. Oppure posso accettare la sovrapposizione o l'appartenenza con una certa probabilità. Questo è un altro modo di procedere più ad albero. Anche qui quando inizio a ragionare sulle caratteristiche vado per affinamento successivo. Può essere un'applicazione in ambito medico, ma anche in applicazioni basate sul riconoscimento di immagini. Abbiamo visto prima l'orso, il cane. Questa può essere un'applicazione in cui mi toglie da qualche imbarazzo. DBScan funziona in modo un po'
particolare, bisognerebbe provare a far girare dei dati per capire il valore che diversi algoritmi possono dare. Comunque, innanzitutto si identificano già nello spazio le nostre misurazioni, un po' come avveniva qui nel K-means. Solo che inizio a battezzare, tra virgolette, questi punti e li battezzerò con 3 etichette. Punti core, quelli che già mi convincono essere all'interno di un cluster, punti di bordo, come l'abbiamo visto anche nel grafico precedente, e punti rumore. No? Quindi non sono né di bordo né core, ma sono un po' più sparsi. Elimino i punti rumore e inizio ad aggiungere un arco tra tutti i punti che si trovano ad una distanza massima epsilon, che decido io, e qui decido l'accuratezza del modello. Quindi qui ci vuole veramente il dialogo tra business e chi ha la competenza statistica, perché sulla base di questo parametro poi ogni gruppo vengono connessi tutti i punti core e si assegnano poi successivamente di nuovo i punti bordo al cluster più vicino. Quindi una volta che ho definito la distanza epsilon, faccio girare nuovamente i dati, mi propone l'aggregazione dei punti core, mi rimangono fuori dei punti bordo, in questo caso quelli verdi, e posso io decidere che quelli lì entreranno a far parte o di un cluster o di un altro qui rappresentati. Anche questo può risolvere la costruzione di un modello quando ho una varietà piuttosto eterogenea dei soggetti che sono andato a misurare. Noi abbiamo sempre in mente i clienti, ma immaginate appunto l'applicazione anche sull'analisi di materiali. Prima abbiamo visto Microtech con i tronchi, che tipo di variabilità possono portare dei materiali presenti in natura di quel tipo, così come le patologie, i risultati d'esame fatti per diagnosticare determinate patologie, piuttosto che le misurazioni che riguardano il clima, eccetera, eccetera, eccetera. No? Quindi il clustering, tutti questi algoritmi di clustering sono molto utili quando vi è davvero una complessità tale del nostro fenomeno, del mercato, dei materiali, che mi impedisce di affrontarlo nella logica del dataset da analizzare in termini di correlazioni e regressioni, come abbiamo visto prima. La clustering consente di mantenere la complessità, di non ridurre la complessità e di costruire un'intelligenza in grado di sì, semplificarla, perché ha una grande capacità di calcolo, ma senza perderne la natura. Ora, facciamo di nuovo alcuni esperimenti e chiedo a voi in che caso ci troviamo, se è supervisionato, se è un apprendimento di rinforzo o non supervisionato. Interrompo anche qui la connessione, se volete provare intanto a collegarvi experiments.withgoogle.com/collection/AI oppure col QR code se usate un tablet o uno smartphone. Anzi, il link ve lo metto in chat adesso. Chat. Avete il link in chat, intanto mi collego anch'io e condivido il mio schermo, se siete più comodi a guardare direttamente da quello che faccio io. Allora, siamo sempre sul mondo Google e metto a disposizione alcuni esperimenti che riguardano la scrittura, che riguardano, come abbiamo visto prima, l'immagine,
reti neurali, la visualizzazione di dimensioni spaziali, ma possiamo usare, qui se più immediato, il disegno. Se vi volete cimentare e capire qual è il vostro grado di mercuritudine, Freddie Meter, vi consente di scegliere canzoni dei Queen e provare a cantare, e lui alla fine vi dirà in che percentuale vi avvicinate al canto di Freddie Mercury. Io ho provato, sono ben lontano, sono su un 20%, ma pensavo molto molto peggio. Pensavo di non arrivare al 5%. E qui abbiamo altro. Questo sulla musica, voi suonate un duetto di piano e l'intelligenza artificiale risponde con qualcosa di coerente, e qui invece la videocamera vi inquadra come se voi foste un direttore dell'orchestra e potete, vi dice quali sono i gesti, regolare l'intensità del suono dell'orchestra e anche indicare quali strumenti dovranno suonare in una determinata fase del brano. Qui di nuovo è sul riconoscimento di immagini, sul disegno, sono tanti esperimenti esperimenti che potete provare a fare, anche l'uso degli occhi per parlare, no? Questo è per pazienti, per esempio, che hanno patologie di lock-in, che quindi sono bloccati nel corpo. Adesso volevo farvi vedere il disegno innanzitutto e chiedere a voi se lo collocate come un meccanismo che si basa sull'apprendimento supervisionato, sull'apprendimento di rinforzo o sull'apprendimento non supervisionato. Ok? Disegniamo. Che cosa ci chiede? Lui ci chiede di disegnare un oggetto e via via ci indicherà qual è l'oggetto, e di disegnarlo in 20 secondi. Dopodiché ve ne fa disegnare 6, vi dice se quello che avete disegnato lui l'ha riconosciuto come clessidra o come oggetti che successivamente ci indicherà. Adesso parto. La clessidra. Vedo una linea. Lo so, è una clessidra. L'ha indovinato. Patatine fritte. Vedo una linea. Vedo della biancheria intima, oppure una vasca da bagno, oppure una nave da crociera. Non sono sicura di cosa sia. Lo so, è delle patatine fritte. Non è semplice. Vedo un cerchio, oppure un lecca-lecca, oppure un fungo. Vedo un tavolo, oppure una batteria. Lo so, è una mongolfiera. Non è semplicissimo. Vedo una linea, oppure l'oceano, oppure dei baffi. Lo so, è una scarpa. Vedo un cerchio. Lo so, è un cannone. Vedo un cerchio. Lo so, è una faccina sorridente. Ok, allora le mie performance sono qui sintetizzate e c'è la spunta su tutte e 6, perché questa volta è riuscito a riconoscere quello che stavo facendo nonostante la bassa qualità. A volte non è andata così, io l'ho provato anche ieri e sono arrivato a un 5+6 su un round. Allora, a voi la parola. Secondo voi che cosa c'è dietro questa applicazione, questo algoritmo? Rinforzata. Rinforzata. Altri? Aspettate che guardo la chat. Adesso. Allora, non ho visto chi ha parlato, forse era Paolo che diceva rinforzata? O Carmine? Sì, sì. Paolo. Allora, in realtà è supervisionata
Perché lui ha già un pattern di riferimento che dice, per me la clessidra è fatta in un certo modo. Mentre voi disegnate, continua a confrontare il vostro con quel partner lì. Quindi c'è il modello dietro di quel disegno e cerca di capire quello che sta vedendo. No, quindi è vero che la mia è una performance che via via va migliorando e assomiglia a rinforzato semplicemente perché ha un feedback vocale. Ma quello su cui si basa è prevalentemente un algoritmo che ha la supervisione perché dietro conosce già il risultato atteso, no? Il caso di riferimento. Adesso volevo farvi provare questo, il duetto di piano, perché sicuramente non canto in pubblico. Adesso sta caricando. Come funziona? Mi mette a disposizione una tastiera qua sotto che io governo dai tasti del computer e sulla base di quello che io suono poi lui mi risponderà. Proviamo. Volevo provare a fare Rocky, ma mi è intervenuto prima. Allora, come si sta comportando questa intelligenza, secondo voi? Qualche idea? Sicuramente ha creato un grafico di raffronto rispetto diciamo a dei testi su cui si è confrontata, appunto. Esatto, cioè lui ha visto un po' lo schema mio che è in parte ritmico, no? Perché se io faccio... mi risponderà con qualcosa di simile. Se io invece faccio... Quindi ricerca qualcosa che è simile a quello che io ho fatto. È no, quindi lui prende da me e cerca di fare una propria reinterpretazione. Considera, e qui abbiamo le variabili musicali di tonalità e ritmo. Allora, proviamo a vedere se io faccio un accordo in Do maggiore e la minore finale. Lui mi prende le due note che hanno variato tra il Sol e il La e fa ha fatto una discesa, no? Io ho fatto più in salita, lui ha fatto più una discesa. Prendo una tonalità minore, quindi questa dovrebbe essere così. Considera anche le tonalità, no?
è andato a prendere un fa che nella scala con 2 bemolli ci sta, no? Come variazione. Quindi ha dentro delle regole musicali, ma guarda quello che faccio io e lui tende a quello che ho fatto io, no? Allora qui sì che è più vicino a un meccanismo di rinforzo, perché guarda la mia performance e dentro quella cerca di stare. È un po' come il magazzino che deve avere quell'equilibrio che sarà di immobilizzazione di capitale, gestione degli spazi, velocità del servizio, se parliamo di pezzi di ricambio, no? E armonizzando tutti quelli farà delle variazioni a seconda di come vede variare le cose. Non ha una rigidità nel tenere il magazzino completo su certe soglie. Ovviamente non ce l'ha se io, oltre a dire quanto capitale voglio mobilizzare, qual è il numero minimo di pezzi per dare servizio e che spazio ho, devo mettere insieme anche altre informazioni riguardo alla dinamica dei guasti, alla velocità degli interventi, a quegli interventi che possono incorrere in un problema che si verifica ripetutamente anche dopo la prima assistenza, e in questo modo riesco a passare a lui un po' la responsabilità di fare delle valutazioni via via asintotiche rispetto a una condizione ideale. Si capisce? Quindi questo è più vicino al rinforzo. E adesso torniamo sui nostri contenuti. Poi comunque questo indirizzo ce l'avete, potete provare veramente anche tutti gli altri esperimenti che danno sicuramente degli ottimi spunti, delle suggestioni. Aspettate che distribuisco un po' le finestre, se no qua non vedo più niente. Ho 2 schermi apposta. Quando mi vedete con la testa girata che sto guardando l'altro schermo, non vi sto ignorando. Allora, che cosa possiamo fare da qui in poi? Ovviamente abbiamo visto le applicazioni fatte all'inizio, ma credo che nessuno di noi possa disporre della quantità di dati che ha Google per riuscire a creare un assistente virtuale proattivo come quello che ci ha prenotato il ristorante. Allora andiamo a vedere di cosa stiamo parlando. Allora, le applicazioni più classiche di apprendimento supervisionato e non supervisionato che abbiamo visto sono di questo tipo e possono anche un po' ispirare quello che può essere legato alle vostre attività, andando a cercare delle soluzioni magari già disponibili, come abbiamo visto, la possibilità di generare dei codici o andare su GitHub e trovare delle risorse. Il recupero delle informazioni. Quanti di voi devono ogni volta andarsi a recuperare pratiche amministrative, verbali, documenti? Ho citato prima l'esempio della rassegna stampa che viene fatta nelle redazioni dei quotidiani che utilizzano l'intelligenza artificiale, ma questo meccanismo può essere usato su qualsiasi contenuto testuale. È un processo abbastanza consolidato e quindi si possono trovare delle soluzioni già percorribili. Il testo viene tokenizzato, si dice, c'è la fase di tokenizzazione, vengono suddivise in parole o frasi, ogni token viene poi uniformato, ossia qui c'è qualcosa che somiglia alla clusterizzazione, perché vengono messi insieme i vari pezzi simili, che parlano di cose simili, si pulisce poi tutto quello che riguarda punteggiatura, articoli, congiunzioni che non aggiungono significato, si estraggono le features, che quindi sarebbero nel nostro dataset le colonne, e poi si fa un clustering per dire se ha a che fare con un articolo di politica, un articolo piuttosto che un verbale di non conformità, una fattura, una nota di credito, un documento tecnico, un documento utile per la manutenzione, uno studio tecnico per l'innovazione prodotto, no? Quindi potrei far passare
sotto uno scanner tutti i documenti della mia azienda e lui inizia a, oltre che creare la parte elettronica, anche a creare un archivio ragionato o eventualmente anche creare dei collegamenti tra un documento tecnico e una fattura. Il recupero delle informazioni è anche alla base, come dicevamo, del recommendation system. Qui potete riconoscere il sistema di Amazon che dice chi ha comprato questo ha comprato insieme anche le carote, chi ha comprato banane insieme ha comprato pane, latte, carote e sale. Quindi alla base appunto di questo. Qui c'è un esempio che è capitato a me di recommendation system di Amazon, che per quanto ci investano non è stato così di qualità. Cos'è che c'è che non va? Che io ho comprato online articoli per dei bambini e qui che cosa succede? Secondo voi che non va? Spero si vedano bene i prodotti elencati qui. C'è un doppio? Se andiamo a vedere bene non è un doppio, però il problema è proprio qui, perché qui in piccolo c'è 1 e qui in piccolo c'è 3, che è la misura. Misura 1, misura 3. Misura 1 ovviamente sono i primi mesi di vita, la misura 3 sei già verso l'anno, forse anche un po' di più. Praticamente mi suggerisce un prodotto che è analogo di 2 misure diverse, ma io ho un figlio solo, quindi non è che ho fatto acquisti di 2 fratelli di età diverse. Quindi quando mi ha proposto questo non ha considerato un parametro importante in questo caso, che era appunto l'età, la crescita del bambino, le dimensioni che puoi dedurre da altri parametri, da alcune variabili dei prodotti che io avevo già acquistato. Come implementare? Allora, dal modeling all'analisi. Aspettate. Che sono questi aspetti. Il modeling si basa sugli aspetti di business, ovvero qual è la catena del valore del mio business, cosa devo andare a guardare per comprendere bene il mio business, e questo mi porta appunto a inserire le variabili importanti, anche non solo le persone in spiaggia, ma la temperatura della giornata. Che cosa vado a misurare? Qual è l'obiettivo che io voglio propormi? Devo capire il rifornimento di gelato, una stima di mercato, una stima di prezzo. No? Quindi il mio modello deve aiutarmi a capire qual è la variabile dipendente. Dopodiché ho tutte le mie armi di analisi. Quindi i passaggi tipicamente sono di identificare il problema di business con rapporto migliore valore-effort. Sicuramente se pensate alla vostra attività ci sono diversi elementi da considerare per poter essere implementati con soluzioni di intelligenza artificiale, che ricordiamo sono delle automazioni, no? Sono così come abbiamo avuto l'automazione in fabbrica, adesso con l'intelligenza artificiale stiamo vedendo l'automazione delle attività intellettuali, e cercare di capire qual è l'ambito che, se automatizzato, genera il maggiore valore, ma contemporaneamente fate una valutazione sull'effort, perché se tutti noi possiamo immaginare che l'assistente vocale ci aiuta tantissimo perché si inserisce in momenti della nostra giornata in cui non abbiamo le mani libere, e quindi lo potrei applicare magari alla lettura di tutti i dati di andamento economico, no? Però per farlo magari è un effort pazzesco, quindi occorre bilanciare questi due aspetti. Solitamente si costruisce una matrice che appunto sull'asse della scisse ha il valore potenziale, sulle ordinate ha l'investimento richiesto, e si inizia a ragionare sulle applicazioni. Qui comanda chi ha la conoscenza del business.
Per esempio, è per me interessante automatizzare qualcosa sulla profilazione dei clienti per far emergere dei comportamenti che oggi non sono così chiari? Forse no, se ho un tipo di business molto specialistico e i miei clienti sono clienti business e non sono consumer. Se invece ho business consumer, che so, faccio prodotti per i capelli e li vendo anche sui canali al cliente finale, non solo attraverso i parrucchieri, allora forse lì mi conviene ragionare sulla profilazione dei clienti sulla base dei loro comportamenti. E allora questo mi richiede, può rendere giustificato un investimento su soluzioni che abbiamo visto. Se invece i miei prodotti per capelli vanno solo sul canale parrucchiere perché sono molto professionali, va da sé che la qualità del prodotto, se io ho fatto una progettazione magari coinvolgendo un buon campione di parrucchieri, è già un po' scontato il perché scelgono un prodotto piuttosto che un altro, no? E quindi magari mi concentro di più sulla logistica, sul magazzino, per cercare di generare quei dati e quegli insight che supportano le mie decisioni. E poi il valore dell'intelligenza artificiale è che ci supporta nelle decisioni sulla base dei dati, ci mettiamo un po' al riparo dal rischio della decisione di pancia o la decisione per esperienza, anche quando magari il mondo è cambiato e quell'esperienza lì non è più così efficace. Quindi questo è per dire su quale problema concentrarsi. Dopodiché definire tutti i risultati e le attività rilevanti che potenzialmente possono avere impatto o sono in relazione col problema di business. Quindi che cosa devo raggiungere, che cosa sto facendo che ha impatto sull'ottimizzazione del magazzino, per esempio. Ok? Perché è lì che inizio passaggio successivo, raccogliere tutti i dati e le metriche che sono importanti per costruire dataset oppure per costruire quel contesto di informazioni su cui far lavorare anche algoritmi di clusterizzazione. Quindi ho definito tutti i dati, costruisco i dataset e poi passo all'analisi, no? Sono un po' queste le logiche del passaggio. Si parte sempre da avere un'ipotesi di modello che non è detto che debba poi essere confermato o mantenuto tale, ma il modello è importante perché riesce a racchiudere le conoscenze del business per poter fare poi tutti i passaggi che l'intelligenza artificiale richiede. Il modello è un po' questo. I punti chiave sono: qual è la mia variabile dipendente che io voglio misurare, ottimizzazione del magazzino che definirò con i miei parametri, quali sono quelli indipendenti. E quindi qui sarà importante allargare tantissimo. Dovrò metterci, come dicevamo, la gamma prodotto, l'ingombro, la rotazione storica, però ci metto dentro anche l'andamento della domanda nel tempo, ci metterò anche delle informazioni riguardo magari al marketing, perché magari questo andamento è a sua volta una variabile dipendente di una campagna di marketing. Il picco di richieste che mi ha svuotato magazzino in realtà non lo vado a rintracciare nel comportamento dei clienti, ma se capisco che c'è una correlazione con le campagne di marketing, allora il mio modello già inizia un po' a essere spiegato, che la variabile indipendente sono le mie azioni di spinta e la variabile dipendente saranno gli ordini. Come variabile mediatore potrà esserci magari la dimensione dei clienti, dei singoli clienti, no? Saranno clienti con un giro, un volume d'affari di un certo tipo, non volume di acquisto mio, ma volume di affari loro. No? Capite che allora inizio a costruire il modello che parla proprio del mio business. Le variabili di controllo sono solitamente quelle variabili che io vado a spostare per vedere se il modello cambia comportamento. Nell'esempio che facevo prima, magazzino, ordini, dimensione clienti, potranno essere anche
le aree geografiche, per esempio, o le stagionalità. Qui ho una definizione di cosa è, ed è bene che il business, anche tutti noi, iniziamo a masticare questo linguaggio, perché quando chiediamo a qualcuno di svilupparci una soluzione basata sull'intelligenza artificiale andiamo sicuramente più spediti. Quindi la variabile indipendente, abbiamo visto, è modificata e testata per il suo effetto sulla variabile dipendente. La variabile dipendente ovviamente è la variabile il cui valore dipende dalla variabile indipendente o dall'ipotesi della variabile dipendente, una o più variabili indipendenti. La variabile di controllo è di solito tenuta costante ed è inclusa nel modello perché potrebbe spiegare gran parte dell'effetto principale che si vuole misurare. Ricordate la temperatura. La temperatura è il numero di persone. Sicuramente entrambe entrano nel modello. Forse il numero di persone può essere variabile di controllo oppure mediatore moderatore. Mediatore causa la mediazione della variabile dipendente e indipendente, quindi potenzia o rallenta l'effetto. Variabile moderatore spiega la relazione tra la variabile dipendente e quella indipendente. Per esempio, il moderatore nel nostro giochino dei gelati potrebbe essere se è un giorno festivo o non festivo. Ok? Dopodiché si passa a misurare. Quindi quel modello che ho costruito deve poi popolarsi in dati che mi consentono di misurare. Quindi identifico quali sono i dati che descrivono il fenomeno, il problema che è rappresentato nel mio modello. Devo preparare lo streamline di dati verificando disponibilità e fonti, e questo è un lavoro, ragazzi, che anche nelle organizzazioni più moderne, strutturate, con un'ampia storia di misurazioni di database, è un dolore, perché lo vedremo poi quando parliamo del data warehouse. I dati oggi disponibili non sono dati che sono stati pensati per queste applicazioni. Solitamente l'amministrazione ha i suoi dati, le vendite hanno i propri dati, la produzione ha i suoi dati, il marketing ha i propri dati e così via. Che cosa succede? Che spesso questi dati banalmente arrivano in tempi diversi, non hanno la stessa frequenza, non è possibile ricondurli allo stesso soggetto che sto prendendo in considerazione, che siano clienti dipendenti, pezzi di magazzino, eccetera. Quindi va fatto un grosso lavoro per costruire il database, il data warehouse, e poi mantenere il flusso di dati. Questo per raggiungere uniformità, accuratezza, consistenza e completezza dei dati. Dopodiché scelgo quali sono le metriche per le attività e processi e per l'outcome di business. Ossia, come abbiamo visto nell'esempio dell'apertura dei punti vendita su un nuovo mercato, devo anche dare delle dimensioni su cui fare delle valutazioni. Tecnologie. Allora, vi lascio un po' tutte le definizioni di quelli che sono le tecnologie alla base dell'intelligenza artificiale. L'abbiamo viste in vari punti. Questo è sicuramente, ogni riga di questo richiederebbe uno specialista per svelare tutte le applicazioni e le utilità. Qui vi ho dato una sintesi per iniziare a creare un vocabolario e avere anche un orientamento rispetto a come muoversi per andare come muoversi per andare a provare a implementare qualche soluzione, e anche per documentarsi ulteriormente. Linguaggi. Qui vediamo quali sono i linguaggi più diffusi. Pandas, NumPy, i primi due che vedete sono linguaggi di Python. Python sta avendo un grande successo nell'ambito di queste applicazioni perché offre già delle librerie di piccole
piccole soluzioni già che uno può prendere e incollare nel proprio programma. No? Quindi non solo trovate la clusterizzazione, la regressione, eccetera, ma magari trovate anche soluzioni riguardo a dati geografici di altro tipo. Quindi su questo, anche qui, se io dovessi assumere qualcuno che svolge un'attività anche solo di manutenzione all'interno della mia azienda per questo tipo di applicazioni, inizierei a guardare questi aspetti. Proverei innanzitutto a documentarmi cosa sono, perché adesso vi faccio degli esempi, no? Pandas, Nambi sono linguaggi. Se vado più giù e trovate Microsoft Azure, e anche qui tutta la suite Microsoft che ha già dentro i motori di intelligenza artificiale da cui voi potete pescare. Può essere vantaggioso se la vostra società è strutturata e magari usate già Microsoft Office 365 per tutti i dipendenti, e quindi questo è maggiormente compatibile. Analogamente, se no, se siete più liberi, il concorrente di Azure è Watson di IBM e svolgono un po' lo stesso ruolo, un po' come Python, vi danno una serie di librerie da mettere dentro al vostro programma. Ok, adesso guardavo anche, c'è ovviamente Google Cloud, Machine Learning, AWS e Amazon Web Server, Deep Learning, MI, quindi già TensorFlow è quello che abbiamo visto prima nel primo esempio di Google, che ci ha dato il codice di quel gioco che abbiamo fatto con l'immagine, beve, telefona, parla, quindi anche qui vi aiuta a tenere d'occhio quali sono le tecnologie che sono più diffuse. E andrei su quelle perché poi troverete più professionisti che usano queste tecnologie, più soluzioni, più know-how e così via. Per cosa vengono usate queste tecnologie? Vediamo ancora un ampio uso sui testi, e qui vuol dire anche informazioni da fonti diverse e eterogenee tra loro, che quindi richiederebbero, per essere classificate, utilizzate, standardizzate, molto lavoro umano, e qui c'è un grande valore aggiunto dell'intelligenza artificiale. Ancora, un altro aspetto nella fase di implementazione è lavorare sulla cultura del dato, e quindi che cosa succede? È molto importante partire con dati di qualità, e quindi l'accuratezza, la correttezza, l'ordine nel database. Un esempio particolare è l'uso della virgola nei dati numerici. Se avete qualche dato che arriva da paesi anglosassoni, loro usano il punto, e lì il lavoro da fare è sostituire i punti con tutte le virgole, oppure allinearvi voi al sistema anglosassone, ma anche la qualità del dato, che è da dove arriva questa misura, se è stata presa correttamente, e quindi la cultura del dato che deve informare un po' tutte le persone coinvolte, anche l'operatore di front-end col cliente che deve registrare qualche informazione su una richiesta del cliente, deve farlo secondo dei criteri che sono omogenei a quelli di tutti gli altri. E quindi poi occorrerà mantenere il sistema. Qui si apre anche il tema legato a quali persone devo avere a disposizione nell'azienda per fare tutte queste attività anche molto operative, oppure come devo formare le persone a fare le stesse cose ma in un modo diverso, oppure come devo pensare che venga distribuito il tempo in modo diverso per riuscire a presidiare l'accuratezza e la qualità dei dati. E quindi passare da una logica di tanti database sparsi ad un data warehouse. Cosa significa? Significa di costruire un unico posto, un magazzino, warehouse vuol dire magazzino, in cui mettere tutti i dati, in cui costruire quei data format, come abbiamo visto prima,
che ci possono essere utili per appoggiare sopra le analisi. Il data warehouse inoltre risolve diversi problemi perché allinea tutti i database, non è che spariscono i database che voi avevate, ma è possibile, oppure sì, si possono far sparire se non è troppo oneroso e costruire un unico posto dove avere tutti i dati. Se è troppo oneroso ci sono dei software che vanno a pescare da diverse fonti e quindi da diversi database tutti i dati e riescono anche ad automatizzare questo flusso di dati, in modo che sapete che tutti i giorni alle 00 vengono allineate le informazioni, piuttosto che tutti i mesi se avete un aggiornamento con una frequenza minore. Favorisce poi la fase di analisi dal punto di vista della capacità di elaborazione, perché lo spazio di memoria lo ottimizza in questo senso. Viene ottimizzato appunto dall'architettura del data warehouse. Quindi si passa da una configurazione di questo tipo, dove ho tanti database, devo estrarli, devo trasformarli, li devo caricare in un unico database e poi riesco a fare analisi e reporting. Ad una situazione di questo tipo, eccolo là, il nostro data warehouse, dove non vado a toccare il database, ma con dei metadati, con dei processi, con dei dati di sintesi, riesco a automatizzare estrazione, trasformazione e caricamento, e quindi chi fa analisi e reporting non si preoccupa più di tutto quello che è successo prima, perché apre il data warehouse ed è certo di avere il dato aggiornato e di qualità. E quindi tutta una serie di vantaggi nell'operatività, soprattutto quando si è a regime in termini di efficienza, di volume e così via. Questo è un po' anche un vantaggio che si ritrova nel far lavorare anche tutti i ruoli di business a valle del processo e quindi supportarne le decisioni. Nella fase di implementazione poi ci sono due approcci prevalenti. Uno quando si parte da zero, no? Uno è data driven, un altro è business driven. Io ho insistito più volte sul business, ma più che altro sulla competenza dell'uomo di business nell'avere questi nuovi linguaggi, questa nuova mappa che ho provato a costruire questa mattina, in modo da approcciarsi con delle scelte corrette, strategiche, e integrarsi quando avrà a che fare col data scientist di turno, con il data architect, che è quello che appunto gestisce l'architettura più hardware di dove si appoggiano i dati. Quando si parte, se io adotto una logica data driven, potrei dire ok, adesso lavoriamo sul data warehouse. Non sappiamo ancora se poi lo useremo sui clienti, sull'ottimizzazione del magazzino, sulla gestione dei testi, l'automatizzazione intelligente della gestione dei documenti, eccetera, no? Per citare gli esempi che abbiamo fatto stamattina. L'approccio data driven è solitamente figlio della strategia dell'azienda, che dice ok, mi impegno a usare i dati. Facciamo quello che si chiama il data lake, un unico lago in cui ci sono tutti i dati, e poi ciascuna funzione va a pescare da questo, ma anche a scrivere dentro questo, quindi tutti i dati vengono aggiornati, e sto creando le condizioni proprio per garantire qualità dei dati e accuratezza e tempestività di aggiornamento, oltre poi a facilitare le fasi di analisi. Può succedere di prendere questa strada quando ho visto che tutti quelli del competitor del mio settore o settori affini, o chi ha un business che ha delle dinamiche simili al mio, sta investendo e sta avendo risultati. Quindi io mi sto carrozzando, sto trasformando l'organizzazione. Il business driven approach invece parte da specifiche domande, no? Nel dire ragazzi, stiamo in una condizione felicissima. Anche con la pandemia abbiamo spostato tutte le nostre vendite sull'e-commerce
e al di là dei primi investimenti adesso sta funzionando alla grande, anzi raggiungiamo dei territori che prima non potevamo raggiungere con la rete fisica. Benissimo. Però c'è molta inefficienza nel processo di vendita. Allora, da cosa dipende questa inefficienza? Questa è una domanda di business che potrebbe essere analizzata andando a vedere 1000 variabili, cioè i click che fanno sul sito di e-commerce, il tipo di operation che c'è dietro una volta che si scatta l'ordine, piuttosto che scopro che il post vendita è molto oneroso. Cioè, quindi devo mettere insieme tantissime variabili perché il business è partito da una domanda. Abbiamo scoperto questo canale, cavalchiamo, ma adesso stiamo soffrendo su questi punti. Da cosa dipende? E allora lì inizia a fare la ricerca sui dati. Ed è un po' la strada che vi ho raccontato fino ad oggi. Solitamente questa è una strada che protegge da grandi investimenti e dà l'opportunità di fare i primi pilota su cose veramente importanti per l'azienda. Eventualmente acquistando esternamente competenze, servizi, avete visto le tecnologie IBM, Amazon, Microsoft, eccetera, e all'azienda, al business non resta che dire cosa si aspetta, dire che cosa è importante, orchestrare tutti i vari player e mettere intelligenza di business dentro queste soluzioni. L'architettura che quindi si va a costituire è questa, che se io prendo un approccio data driven, come dicevamo qui, parto da sinistra verso destra, se prendo un approccio data driven, parto da destra verso sinistra. Quindi non vado subito a automatizzare la sorgente dei dati per creare un layer di integrazione che è il mio data warehouse, che poi viene tradotto in algoritmi di business modeling che poi scaturiscono nella presentazione dei data, che sono grafici, dashboard, eccetera. Se parto dal business, partirò da questi primi 2 livelli blu, quindi qual è il mio modello, mi creo il mio database anche, tra virgolette, locale o parziale rispetto a tutti i dati che ho in azienda, e poi andrò a fare la mia data presentation. Queste sono le tecnologie che sono oggi più diffuse: Data Warehouse, Azure, ma anche Watson DBM, software statistici come R. Tra l'altro è gratuito, c'è anche RStudio che è più grafico, quindi di più immediato utilizzo, e gli statistici ne fanno parecchio uso, quindi se serve uno statistico cercate che abbia questa competenza. Python per il codice, quindi c'è parte di statistica, parte di codice, anche un po' di codice c'è dentro R, e quindi qui anche per l'informatico, no? Quindi, ma sempre di più la figura è mista, statistico informatico, il classico data scientist. Tableau, ClickView, ma anche Microsoft Power BI sono poi software, Tableau, ClickView molto sulla visualization, Power BI anche. Power BI ha il vantaggio di essere molto efficace nell'andare a aggregare fonti di dati molto diverse, sia interne che esterne all'azienda. E come sempre, adesso mi sono tenuto la parte finale, la mezz'ora finale, per domande, approfondimenti, ritornare su dei punti, cercare altre cose, aprire il confronto su altro. E quindi interrompo adesso la condivisione perché abbiamo terminato con i contenuti che avevo preparato, e lascio un po' la parola a voi. Non so se vuole moderare Caterina, se è riuscita a risolvere il tema del microfono che prima non riusciva a utilizzare. Io purtroppo no, non so se mi sentite? Ti sentiamo, sì. Ah, ok, adesso mi sentite. Ecco, però tuttavia non vedo i partecipanti perché non ho preso non mi ha conferito, diciamo, di fatto l'autorizzazione a vedere, quindi vedo come spettatore. Allora, Tuttavia, insomma, intanto mi complimento per l'intervento veramente interessantissimo, e sono certa che anche le altre persone collegate possano condividere. E poi sì, certo, se c'è qualche domanda e qualche spunto, ben volentieri.
Allora, c'è ancora Carmine, Cristina e Paolo. Avevo visto un'altra persona UKR, mi sembra UTR, ma... Io non riesco a vederli, però sì, appunto, siamo in pochi intimi e approfittiamo di questo privilegio, direi. Intimi e affezionati, perché Carmine e Esatto. Cristina hanno visto anche l'altro. Che dite? Intervengo, io ho visto che non parla nessuno, per puntualizzare, sì, che io ho avuto il piacere di partecipare a questa lezione, non in quanto diretto o interessato o che ho delle applicazioni o delle coinvolgimenti con il lavoro che sto eseguendo. Io faccio parte del comune di Conegliano, io lavoro all'ufficio patrimonio e l'argomento mi interessa perché ci deve interessare un po' tutto quello che è quello che sono le nuove tecnologie, i nuovi modi di organizzare anche il nostro lavoro e anche i nostri dati, perché comunque con la digitalizzazione ci troveremo ad avere un numero sempre maggiore di informazioni e la capacità di piegarle al nostro interesse è la differenza tra un buon lavoro e un lavoro invece fatto, diciamo, approssimativamente. Poi, riguardo agli argomenti e al contenuto del corso, della lezione, non so come chiamarla, sono stati molto interessanti, anche molto, molto tecnici, e quindi poter fare delle domande specifiche per me è difficile perché non le ho ancora digerite, ecco. Un po'. Sì. Ho la necessità di digerirle un po', quindi di riprendere gli appunti che ho preso e magari rivedere se è possibile anche le slide, perché ci sono dei punti effettivamente che meriterebbero un approfondimento, insomma, ecco, anche i software che ha fatto vedere, a cui si può accedere per fare degli esperimenti, richiedono un minimo di tempo in tranquillità per poterli manipolare e capire come possono esserci d'aiuto, ecco. Allora, mi sembra un bello spunto che mi sembra che la curiosità è venuta anche un po' di metterci le mani, no? Ed effettivamente non è così impossibile. Vi segnalo due risorse, una è kaggle.com, che vi scrivo sempre qua in chat, che offre tanti progetti, tante esperienze, tanti dati anche su diverse applicazioni. Adesso vi condivido lo schermo. Perché vi cito Kaggle? Proprio perché per la presenza di dati. Per esempio, Customer Personality Analysis, cioè l'analisi della personalità del cliente, oppure dati sulle Olimpiadi. Io sono andato su Kaggle, che l'home page arriva qui, kaggle.com, vedete, a meno che non... Sì. E voi dite, ma che è sta roba, che c'è gente che parla, eccetera. Però se andate qua, c'è un po' di menu, tra cui dataset e codice anche. Però andiamo un attimo sul dataset, perché il dataset vi consente di cercare, per esempio, se comune, no? Vediamo un po' quali potrebbero essere i temi importanti per un comune. Cosa dei proprietari. Sono spesso dati che arrivano da Stati Uniti, ovviamente.
e possono anche essere possono essere di ispirazione. Per esempio, adesso ho cercato sul aging, emozioni, età e sentimenti nel tempo. Immagini computazionali ci sarà l'aging di qualcosa, di qualche fenomeno. Però, per esempio, se io ho in mente, che so, una popolazione del territorio, un servizio che devo dare ai cittadini, un termini di una dinamica di costo, io avevo fatto un lavoro col comune, con 3 comuni vicino a Milano sulla economia delle biblioteche del prestito, no? Quindi oppure andamenti del traffico. Qui potrei iniziare ad avere un set di dati su cui fare degli esperimenti. Quindi sono entrato qua, adesso esploriamo insieme cosa ci offre questo progetto. Gestione del traffico, ecco, e qui ho sotto i miei dati che poi posso scaricare come CSV. Che dati ho? L'ora del giorno, la frequenza per ora del giorno, numero di junction, qui saranno di passaggi o di croci, numero di veicoli per ora a quell'ora, unique ID, se sono veicoli che ritornano o meno, no? Quindi qui avete una dinamica sul passaggio, 4 colonne, e io potrei iniziare a tirare giù questo database e provare a fare delle correlazioni. Correlazioni e regressioni voi li potete già fare con Excel. Datemi un attimo di tempo che proviamo. Che apro un file. Sto cercando. Eccolo qua. Allora, sempre da Kaggle io ho scaricato quel dataset che avete visto nelle slide. Adesso lo apro giusto per farvi vedere i comandi da Excel, ma anche R, che è il programma di statistica, è gratuito. Se andate su YouTube trovate anche le istruzioni, i video tutorial per utilizzarlo. Adesso non so qual è la competenza statistica, adesso sto esagerando nella mia reazione sullo spunto di Paolo che diceva bisognerebbe capire il software, eccetera. Vedete che comunque un po' di competenza statistica è subito chiamata in gioco, no? Ma credo che poi nel comune abbiate anche qualcuno che si occupa di questo. Allora, adesso condivido il mio file Excel. Tac. Tac, tac. Questo è il set di training che abbiamo visto prima, veramente c'è 54.000 record, e io posso fare su strumenti, analisi dati, e qui ho regressione, campionamento, il test F, correlazione, analisi delle varianze a 2 fattori, quindi se ho un'ipotesi di 2 variabili indipendenti, l'analisi di Fourier, la media mobile, il test di... Allora, queste sono veramente tutte le cose statistiche più frequenti, non sono tante, ma anche qua, se avete qualcuno che ha competenze statistiche e voi che avete delle domande di business in questo caso nel senso di amministrazione pubblica, allora potete già provare a fare questo tipo di esercizi. Cercate su Kaggle i database e qui
con Excel potete fare quello, potete scaricare anche R, il programma di analisi statistica. Secondo me già questo potrebbe essere la prima minima dotazione su cui lavorare per iniziare ad affrontare i problemi anche dal punto di vista dei dati, perché spesso il primo passo non è ancora l'intelligenza artificiale, ma anziché basarsi soltanto soltanto tra virgolette sulla propria esperienza e su quella dei colleghi, sui processi che ci sono presenti nella vostra organizzazione, nel comune, eccetera, la possibilità di anche fare un ragionamento basato su dati. No? A volte scoprire la correlazione nel senso causale, l'R di Pearson, tra due fattori potrebbe anche spostare un po' le vostre valutazioni, le vostre decisioni. E lo si può fare abbastanza agevolmente. Il comune solitamente poi ha diversi dati con Excel e con R che sono gratuiti. Avete chi ha competenze statistiche al comune? In comune c'è il CED che sì, sicuramente ha competenze sia informatiche che di statistiche. Tra l'altro stanno proprio lavorando su dei dataset, sulla mobilità degli studenti tra le varie scuole, la correlazione tra le varie scuole, la scelta della scuola e il luogo di origine, o il luogo di residenza. E lì la difficoltà che sento dire è quella di appunto riuscire ad avere i dati che le amministrazioni fanno fatica a dare e non ci sono dati, diciamo, disponibili, se non so che hanno una difficoltà appunto a trovare questi dati. Sì, sì, sì. Eh sì, come dicevo, mettere insieme il database all'inizio può essere dura. Alcuni si inventano delle azioni per raccogliere i dati in modo più veloce. Per esempio, un contest, una campagna in cui si chiede agli studenti di registrarsi. No, non so se avete un evento per appunto target di popolazione, potete dire registratevi e mettete dentro anche la vostra scuola, l'età, se avete fratelli, cioè inizio ad allargare le colonne del mio database, perché è nelle colonne che si nasconde la variabile indipendente. Se io chiedo in una scuola, probabilmente avranno l'indirizzo del ragazzo, della ragazza, l'anno di studio, se vuole le votazioni, se paga le tasse piuttosto che ha un ISEE basso, le cose che servono al funzionamento della scuola. Ma a me, per fare delle analisi più intelligenti, servirà anche capire che quanti fratelli ha, quante sorelle ha, se ha vissuto sempre nel territorio, arriva da fuori, se ha fatto degli spostamenti, se anche frequenta altre associazioni, sport, musica, no? Perché se voglio capire la mobilità, allora questo. Ci vuole questo. Se si è iscritto per esempio alle giornate di orientamento di altre scuole, no? Quindi quanto più riesco a popolare il mio database, dopo con le correlazioni saltano fuori le variabili che più impattano sul fenomeno che voglio descrivere. È proprio quello che c'è in mente di fare. Manca la difficoltà è quella di popolare la prima colonna, quella con gli studenti, che le scuole non riescono a dare o non possono dare. Forse adesso c'è uno spiraglio perché è cambiata anche la legge sulla privacy, forse si riescono a ottenere anche questi dati. Cioè, troverei modo di chiederlo direttamente ai ragazzi. Cioè, un game online potrebbe essere una soluzione, piuttosto che anche cercare... Non so se ci hanno già pensato, ma è un'ottima idea, sì. O anche associazioni sportive, lì dentro ci saranno dei dati. Certo che sarà
un campione sarà un campione limitato, no? Se vado a chiedere a quelli che alle associazioni sportive, intercetterò solo i ragazzi che effettivamente faccio sport e non quelli che non fanno sport, no? Quindi pian piano, però mi sembra un'ottima prima applicazione. Ok, vi vedo comunque ancora tutti collegati. Complimenti per la resistenza. Di lunedì poi. Bene, allora mi sembra che non ci siano altre domande in chat. No, almeno io non vedo altre domande in chat. No. E anch'io ringrazio i partecipanti anche per la attiva interazione e appunto per essere stati così, anche vi siete messi in gioco insomma anche con le varie proposte che sono state fornite dal dottor Pezza, che sì, anch'io ho trovato estremamente interessanti. E penso che di carne al fuoco e di opportunità per veramente immaginarci dei mondi con il digitale ce ne siano veramente tantissime, e soprattutto anche mettendo insieme uno sforzo anche di andare a esplorare tutto il patrimonio di dati che alla fine gli enti pubblici, diciamo i soggetti istituzionali detengono. È una cosa che avevamo visto anche con l'altro seminario, per chi l'ha frequentato, sugli open data, dove veramente penso che si possa fare un ottimo ponte, se qualcuno dei partecipanti aveva seguito questo e quello, e mi pare proprio di sì, che si possano veramente individuare dei punti di sinergia molto interessanti. Quindi ringrazio anch'io per la collaborazione, dottor Pezza. E abbiamo anche un altro appuntamento in programma, no? Che andiamo a promuovere anche subito, no? Quello sull'IoT. Sì. E... questa volta. Come? Lato imprese questa volta. Esatto, è lato imprese, quindi ecco, chiuderemo anche un po' il cerchio su questo argomento. E colgo anche l'occasione per segnalarvi che è attiva sulla piattaforma di Eventbrite la promozione dell'hackathon, e adesso vi metto in chat il link, perché questo è un evento su cui siamo usciti, ed è un evento che si terrà a Gaiarine, presso la sede della biblioteca, venerdì 26 pomeriggio e sabato mattina. Vi ho messo il link.
È una sorta di concorso di idee che vuole lanciare anche un pochino in presenza le attività di questo Innovation Lab. L'evento sarà appunto una sorta di contest a scopo, diciamo così, di condivisione e anche di stimolo per individuare, per andare a fare anche una sorta di brainstorming, di contaminazione, così appunto viene descritto come finalità, fra le proposte che poi possono migliorare la vivibilità nel territorio conegliano e dintorni. Quindi è un evento interessante in cui i cittadini, le imprese, coloro che rivestono anche una funzione istituzionale pubblica possono prendere parte, ci sarà un coinvolgimento anche dei giovani e appunto il brief che sarà lanciato sarà proprio quello di andare a pensare delle idee e queste verranno condivise appunto in quella sede nell'arco delle 2 mezze giornate. Quindi se avete piacere davvero iscrivetevi e speriamo di incontrarvi perché appunto è una di quelle azioni che questi progetti di Innovation Lab vogliono mettere in campo, cioè quelle di innovare anche il modo con cui il territorio può rispondere proattivamente, no? La forma di copartecipazione, di coprogettazione che permette anche una aderenza ai bisogni diversa, insomma più interessante. Quindi ecco, ve l'ho appunto condiviso e vi aspettiamo. Ancora grazie per la partecipazione. E porto anche i saluti dei referenti del Comune di Conegliano. Grazie Cristina. Grazie. E buon appetito a tutti. Buon pranzo a tutti quanti. Altrettanto, arrivederci. 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 Arrivederci, grazie, buon pranzo.